gioca al calcio, ricordiamolo, perché non è un Monza che specula, è che in questo campionato ha perso giocatori importanti durante il suo cammino, giocatori che rappresentavano un po' i perni della squadra. Per ricordarne uno solo, insomma, il centrocampista Pessina, che è un po' l'anima oltre che il capitano della squadra monzese, ma è solamente uno di quelli che è andato a perdere, perché dobbiamo anche ricordare ad esempio che c'è l'altro giocatore prevenuto dall'Inter, il trequartista Sensi, che è altro giocatore di grandissimo valore, anche lui infortunato recentemente. Quindi un Monza che deve accusare queste assenze e che ha tanti giovani in panchina, qualcuno lo ha anche già ceduto, e di questi giovani tenta di farne un patrimonio. Certamente è una squadra che bada ai soldi, perché nel suo bilancio c'è un più 35 milioni che la dice lunga sul fatto che, indipendentemente da quale sarà la sorte di questo campionato, non è una squadra destinata a scomparire. E no, è un Monza che in estate ha dovuto rinunciare anche a due dei suoi giocatori migliori, ovvero Di Gregorio e Colpani, e quest'anno non è riuscito a rimediare con gli acquisti, e infatti si trova in questa posizione. C'era stata anche la polemica quando era stato esonerato Nesta, che poi adesso è stato reintegrato, quindi è un po' una stagione travagliata per il Monza, e il Cagliari deve pensare invece al suo cammino, deve pensare a fare la sua partita in questo match all'interno delle mura amiche. A proposito di giocatori in grande spolvero, Prati, che è stato scelto in questo centrocampo, è reduce da un grandissimo gol con la nazionale Under 21. Pensi che l'entusiasmo che questo giovane può portare dopo una rete del genere possa aiutare la squadra in questa partita così delicata? Ma certamente io me lo auguro, io spero che sia esattamente così, perché non può essere diversamente. Prati ha giocato veramente poco, ha tante energie da spendere, ha della classe da dimostrare, tutti parlano bene di lui, però probabilmente non è il Cagliari, non è il dispositivo del Cagliari quello che lo esalta, e speriamo di vedere oggi che qualcosa cambia in questo senso, con Adolfo al fianco che dovrebbe proteggerlo e con lui che dovrebbe verticalizzare maggiormente. Verticalizzare per gli inserimenti, soprattutto i tagli dall'esterno, quelli di Felici e Zortea, con Piccoli a far da perno centrale, per Piccoli che è un po' la colonna d'attacco del Cagliari, e su di lui si poggia la serie offensiva dei rossoneri. Intorno Giraviola, che è un po' a mio giudizio sempre un po' l'enigma, è il punto di domanda di ogni partita, nel senso che non ha agito sempre con grandi certezze, ha dei numeri, ha alcuni numeri, ma non sempre riesce a essere costante, e questo anche per effetto del fatto che il suo ritmo e soprattutto il suo mezzopiede, usa solo il sinistro, in questa Serie A sempre più atletica, sempre più veloce, sempre più aggressiva, molte volte fatica a manifestarsi. E vedremo come sarà oggi il numero di Viola. Speriamo sia fortunato, di quelli che aiutano poi a mandare avanti le partite. È un po' l'augurio che ci facciamo, ma sono carichi anche i nostri ascoltatori che ci scrivono su WhatsApp al 340 5186 036. C'è scritto il nostro Luigi: buona domenica, oggi non la posso seguire, sono a Fiumicino, altrimenti rischio il divorzio. E giustamente Luigi deve preservarsi, e poi ci ha aiutato con la formazione. C'è scritto anche il nostro Alessio col suo Forza Casteddu. Il Cagliari porta anche a questo, soprattutto all'ora di pranzo, Vito, a creare queste questioni, quindi speriamo che almeno per chi sta rischiando litigate possa assistere a una partita di livello. Come ci hanno fatto vedere in altre precedenti, nonostante la vittoria non arrivi da un po', bisogna andare a concretizzare i buoni punti che abbiamo messo in mostra nelle ultime partite, e soprattutto limare le inefficienze che sono venute fuori. Certo, stai parlando di chi rovina le famiglie, perché stavo parlando di questo. Bisogna dire che se già negli anni 70 si parlava della partita di pallone di Rita Pavone, con lei che stava a casa mentre lui andava allo stadio e via dicendo, pensate oggi che non c'è Pasquetta alle 15 si gioca, non c'è Pasqua, non ci sono feste, praticamente la famiglia è in secondo piano rispetto a quello che è il dio pallone. Un dio pallone che se ne frega di tutti, che sbatte dappertutto, che va a infrangere non solamente vetri ma anche famiglie, come abbiamo detto. È proprio così. Riguardando invece la formazione, abbiamo visto
un dispositivo tattico che può modificare effettivamente nelle scelte di Nicola, con un Felici e Viola che possono coadiuvarsi anche magari in zona più centrale per dare meno riferimenti. Come ti aspetti possa approcciare la partita questo Cagliari? Vedi un primo momento subito palla a terra e tentativo di organizzare il gioco, o ti aspetti verticalizzazioni più rapide? Guarda, per certi versi ho paura che ci sia una squadra speculare nel Cagliari, siccome il Monza gioca con il 3-4-2, che ci possa essere una cosa simile anche nella squadra rossoblù, 3-4-1-2, 3-4-2-1. Ecco, pensavo che anche il Cagliari potesse giocare così, cioè i tre difensori, i due esterni, Zortea e Augello sulla linea dei due mediani, e quindi a dopo con Prati, e poi il Viola insieme a Piccoli un po' più avanti per cercare di trovare spazio. È un dispositivo che secondo me potrebbe anche essere schierato. Vedremo quali saranno le scelte, vedremo come si trasformerà questo Cagliari una volta entrato in campo, perché anche in altre occasioni abbiamo visto poi la formazione mutare, evolversi all'interno del rettangolo verde, diventare qualcosa di diverso, quindi lasceremo al campo il giudizio finale anche dal punto di vista tattico per una partita fondamentale, come abbiamo detto. Cagliari che sfida l'ultima in classifica e deve assolutamente andare a cercare la vittoria. Abbiamo parlato dell'assenza di Zappa precedentemente, con la presenza invece di Palomino, un giocatore che quando è stato chiamato in causa ha risposto presente, non ha mai esaltato, ma comunque ha sempre svolto bene il suo ruolo. Sì, no, ero leggermente riflettevo, non mi avevi perso. Riflettevo perché parliamo comunque di un giocatore che ha una determinata età, quindi lo dobbiamo vedere anche nell'ottica dell'utilizzo per l'intera partita, ed ecco secondo me perché è stato preservato anche dal giocare con la Primavera Pintus è stato tenuto ieri a riposo, non ha giocato con la Primavera, probabilmente perché se vai a scorrere poi non ce ne sono altri difensori, quindi Zappa non è un difensore puro e Pintus è il sostituto ideale, chiamiamolo così, ideale teorico di quelli che sono i tre difensori centrali, Mina, Luperto e appunto Palomino, quindi con grandi possibilità quest'oggi anche di essere schierato, ed ecco la ragione per la quale secondo me ieri è stato preservato. Preferito a Cogoni, che era stato invece convocato nelle precedenti partite, ma c'è una ragione precisa, perché Pintus comunque dal punto di vista fisico è molto più difensore centrale, Cogoni invece interpreta anche il ruolo di esterno molte volte, pur sapendo fare il centrale, ma con grande tecnica più che con grande forza fisica. Sì, Cogoni giocatore diverso nelle caratteristiche rispetto a Pintus, magari più vicino Pintus alle caratteristiche di questa difesa a 3 che ha voluto schierare oggi Nicola, tutta bella fisicata comunque, preferendo la possenza dei suoi uomini alla velocità. Queste un po' le scelte dell'allenatore del Cagliari alla vigilia della partita con il Monza. Un altro che in settimana è bello contento, è stato bello contento il Luperto, che è diventato papà. Dal punto di vista emozionale come possono influire queste belle notizie all'interno della preparazione di un match così delicato, Vito? Guarda, io ormai leggo il mondo attraverso il tono emotivo e dico che il tono emotivo è quello capace di farti rendere al 100% in qualsiasi situazione. Se tu preservi il tono emotivo, la tua capacità di dare il 100% è molto più probabile. Quando si abbassa questo tono chiaramente diventa tutto più complicato, anche se l'uomo è lo stesso, anche se la volontà è la stessa, e quindi credo che un evento felice come la nascita di un figlio sia assolutamente una grandissima iniezione di entusiasmo nel calciatore, il desiderio quasi di coronare il nuovo arrivato con una bella prestazione da dedicarla. Se noti, capita spessissimo che alla nascita di un figlio arrivi anche il gol di un calciatore, non è perché è il caso che lo vuole, è proprio perché secondo me l'emozione, la serenità, la gioia si trasforma in altra energia. E quindi vedremo quale sarà la partita di Papà Luperto e vedremo come approccerà questo match con il Monza. Continuando a parlare abbiamo parlato di eventi felici, andiamo a parlare invece di Felici, il giocatore del Cagliari che oggi interpreterà il ruolo con tutta probabilità a sinistra, a supporto dell'attaccante. Ancora una volta schierato il giocatore
arrivato in estate anche a causa degli infortuni degli altri suoi pari ruolo. Quale sarà l'impatto di Felici questa partita e quanto è importante anche che lui riesca a ritrovare quella potenza, quella capacità di far male all'avversario, visto che poi la concorrenza si fa sempre più folta? Io anche durante il sonno gli metterei in registrazione nelle orecchie: devi giocare per la squadra, perché secondo me lui ha giocato per la squadra e ha fatto bene in alcune partite, però poi si è goduto un po' troppo questi complimenti e ha nuovamente focalizzato l'attenzione su se stesso, e quando tu focalizzi l'attenzione su te stesso ti viene a mancare quell'energia che devi mettere in campo invece per cercare di metterti a disposizione della squadra e non per tentare di eguagliare il tuo successo, la tua autoconsiderazione. Felici è un giocatore che deve imparare, a mio giudizio, a essere più costante e a essere più legato alla squadra. In alcune partite ha funzionato quasi da automasse e mi auguro che questo sia ben integrato mentalmente in quella che è la filosofia del gruppo. È un tema quello di cui ha parlato, del fatto che comunque ci siano dei giocatori che hanno delle ottime prestazioni e poi fatichino a confermarsi lodandosi un po' troppo con se stessi. Pensi che possa essere anche un difetto di noi tifosi rossoblù, che andiamo forse a esaltare troppo velocemente una singola partita, a elevare in maniera esagerata un giocatore che poi magari si sente risentito quando poi sbagliando si sente invece richiamato dai tifosi? Guarda, questo è uno dei mali sociali, non solamente di noi tifosi, la cosiddetta intelligenza emotiva. Noi dobbiamo sapere che gestire le nostre emozioni, non passare da un estremo all'altro come tu hai detto, e questo purtroppo non vale solo per il calcio, ma vale in tantissime altre situazioni in cui passiamo veramente dall'esaltazione alla depressione. Non c'è un punto medio, dobbiamo cercare di trovare anche la capacità di affrontare le difficoltà senza sprofondare nella depressione, nell'insulto, nella mancata considerazione. Questa è una qualità che non può non essere trovata, perché l'equilibrio alla fine è la cosa che paga di più, e l'equilibrio, se ci pensi bene, è lo stesso concetto della perseveranza, della costanza, del metodico, cioè sono tutti termini che ti riconducono a una capacità di equilibrare proprio i tuoi sforzi, le tue attenzioni, le tue emozioni. Quindi è un lavoro che va fatto, secondo me, in tutte le squadre, in tutti gli atleti, va fatto perché venga acquisito fin da piccoli. I grandi calciatori lo hanno acquisito molte volte anche con grandi drammi nella loro vita, e hanno imparato a non gioire troppo, perché poi sanno che dietro il destino è sempre pronto a farti lo sgambetto. Di conseguenza è l'equilibrio quello che bisogna andare a ricercare. Vedremo se riusciranno oggi, con l'equilibrio emotivo, a gestire al massimo le proprie possibilità i giocatori del Cagliari, proprio l'equilibrio che chiederà Nesta alla sua difesa, che però è composta da giocatori con solo uno che è veramente un difensore centrale, visto che ne abbiamo parlato in precedenza, contro il Cagliari che ne ha schierato 3. Oggi Piccoli con tutta probabilità verrà marcato da Izzo. Come vedi questo duello all'interno della partita? Non vorrei essere Izzo, nel senso che comunque sia Izzo è un giocatore che ha un grande tempismo, non è un giocatore che riesce a essere forte fisicamente, e noi sappiamo che Piccoli sa unire le due cose, è forte fisicamente ed è forte tecnicamente, quindi se tecnicamente Izzo può avere le possibilità per neutralizzare Piccoli, contemporaneamente il fisico favorisce quest'oggi Piccoli, quindi non sarà un compito affatto facile. Sulle fasce invece altri confronti molto interessanti, visto che Felici se la vedrà con Birindelli, e sono due giovani italiani di grande prospettiva entrambi, quindi vedremo chi l'avrà vinta. Dall'altra parte invece un giocatore tecnico come Kyriakopoulos verrà mantenuto, cercato di arginare da Zortea con l'aiuto della difesa. Ecco, quale fascia temi di più per quanto riguarda la formazione brianzola? Guarda, temere no, perché Birindelli è un po' Felici, cioè nel senso che Birindelli è un altro di quei calciatori a cui piace attaccare, ma che poi molte volte lascia ampi spazi in difesa. Bisogna veramente verrà vinta il duello da chi starà più attento, da chi è più concentrato, da chi è più sul pezzo. Contemporaneamente dall'altra parte dico che Zortea
quando è in giornata e quando ha la forza fisica della sua è capace di poter diventare un buon attaccante. Il difensore lo sa fare, lo faceva già in origine, e quindi con Kyriakopoulos sarà un bel braccio di ferro, ma non temo né l'uno né l'altro particolarmente. Devo dirti che il giocatore che ti ho detto che temo, tra virgolette, che mi preoccupa un po' di più è certamente, come ho detto precedentemente, Keita Baldé. E quindi queste le impressioni prima del match tra Cagliari e Monza, soprattutto per quanto riguarda le due formazioni in campo. Per quanto riguarda invece in generale il Cagliari, si presenta a questa partita dopo 5 risultati senza vincere, quindi 3 punti che mancano da tanto e 3 punti che servono al Cagliari per smuovere nuovamente la classifica. E visto anche le altre, ci sono stati degli scontri diretti in questi 2 giorni, poi ne parleremo meglio all'interno della trasmissione. Tutti vanno a passo di lumaca, ma noi dobbiamo premere l'acceleratore perché non dobbiamo stare ancora nella posizione a metà tra la fine dell'agonia e il baratro più totale. Sì, assolutamente sì, abbiamo la possibilità di accelerare, abbiamo la possibilità di allungare il passo, lo dobbiamo fare per poter gestire meglio poi le altre giornate. Gestire non vuol dire entrare in campo con l'atteggiamento mentale che abbiamo avuto quando pensiamo più a non prenderle che a segnare. Noi dobbiamo giocare tutte le partite pensando anche quando difendiamo che dobbiamo vincere, e quindi quando vai a recuperare la palla la devi recuperare non perché stai neutralizzando qualcuno, ma perché stai iniziando ad attaccare qualcuno. È un modo di pensare, perché la nostra mente difficilmente riesce a tenere 2 pensieri dominanti, ne ha sempre uno che domina sull'altro, e se noi facciamo dominare lo spirito di vittoria abbiamo uno slancio in più verso il successo, a differenza di quando facciamo dominare lo slancio al contrario, quello di rendere innocuo l'avversario. E quindi questo è il grande slancio che ci aspettiamo che il Cagliari possa dare, soprattutto nella parte iniziale. Vogliamo subito che i giocatori in campo tramutino la carica che si sente all'interno dello stadio in una prestazione di livello contro un avversario come il Monza. Tra pochissimo si partirà con questo match valido per la 30ª giornata di campionato. Ormai siamo alle ultime 9 giornate, sempre più vicini verso la fine. Quali sono le tue ultime impressioni, Vitto, prima di andare poi con la sigla a introdurre la trasmissione e di conseguenza il match? Per tradizione io temo di più le piccole squadre di quando temo le grandi, cioè nel senso che dal punto di vista psicologico della tensione, quando giochi con le grandi squadre, se giochi con lo spirito giusto, la tensione non manca. Quando giochi con squadre che pensi possano essere delle vittime predestinate, devi mantenere altissima la tua concentrazione e evitare di essere superficiale. Spero che il Cagliari quest'oggi non sia superficiale. Ed è un po' quello che ci auguriamo tutti, speriamo di assistere a una grande partita. Sentiremo Vittorio Ossana tra pochissimo per la cronaca in diretta, Vito, tra poco. E torneremo con il nostro Vitto quindi per vivere le emozioni dell'Unipol Domus, per andare a scoprire quello che succederà in questa partita tra Cagliari e Monza, ma come sempre noi ci prepariamo al meglio attraverso il nostro inno. S'alza il vento sulla terra, soffia vento rosso e blu. Cagliari, la nostra patria, Cagliari sei in rombo e fana, è la mia squadra, rango in più, e lotterà, Castello canterà.
Il nostro magico inno ci introduce alla partita del Cagliari. Tra pochissimo andrà in scena Cagliari-Monza per quanto riguarda il 30° turno del campionato di Serie A. Il Cagliari che torna tra le mura amiche e spera di tornare alla vittoria contro il fanalino di coda Monza, che però non demorde e nonostante i soli 15 punti guadagnati in 29 incontri abbiamo una piazza come quella brianzola che ancora crede al miracolo. Soprattutto sui social sono molto attivi i tifosi del Monza, nonostante la situazione non sia delle migliori, hanno sicuramente un'impostazione positiva per quanto riguarda questa parte finale di campionato. Ci auguriamo che oggi il Cagliari possa dargli una botta da quel punto di vista, riuscendo a strappare i 3 punti in questo incontro. Ma intanto ci scrivete come sempre presenti al 340 51 86 036. Vi ricordo il nostro WhatsApp per comunicare con noi. Buona domenica a tutti e forza Castello sempre. Visti i risultati delle concorrenti mi interessa poco che si giochi come l'Ajax di Rinus Michels, contano solo i 3 punti, quindi Canini da vampiro e azzannare il Monza sportivamente. Assolutamente sì. Impostazione che ci sentiamo di condividere, quella del nostro Andrea, così come ci scrive Forza Cagliari. Abbiamo detto, adesso vediamo il nome un attimo, Forza Cagliari con 2 cuoricini rosso e blu, il nostro Riccardo che non si era firmato in precedenza, e ci scrive anche Francesco, mandaci una foto di saluto dalla curva nord che è bella carica e pronta per vivere l'emozionante partita che andremo a raccontarvi, quella tra Cagliari e Monza. Andiamo a rileggere le 2 formazioni che sono state scelte dai rispettivi mister per interpretare i primi 45 minuti di incontro. Cagliari in campo col 3-4-2-1, almeno così parrebbe. Caprile il portiere, Palomino, Mina e Luperto sono i difensori. Centrocampo a 4 con Zortea laterale, a dopo e Prati centrali, Augello a sinistra. I 2 trequartisti, almeno per come è organizzata in questa versione, saranno Viola e Felici, con l'unico attaccante Piccoli. Il Monza risponde con un 3-5-2 che vede Turati tra i pali, Pedro Pereira, Izzo e D'Ambrosio sono i difensori, Birindelli esterno a destra, centrocampo con Castrovilli, Bianco e Akpak Pro centrali, Kyriakopoulos a sinistra, con i 2 attaccanti molto mobili, rapidi e tecnici che sono Keita Balde e Dani Motta. È iniziata la partita in quel dell'Unipol Domus e vedremo come andrà oggi, ma come sempre andremo a controllare cosa succede in altre parti del mondo. In contemporanea con il match del Cagliari si gioca solamente in Eredivisie, Utrecht contro Ereven, punteggio di 0-0 fino a qui, quindi questa sarà l'unica partita che andremo a vivere in contemporanea, ma parleremo anche degli altri match che si sono giocati per quanto riguarda la Serie A in questo weekend, in questo 30° turno, perché si è iniziato nella giornata di ieri il ritorno alle nazionali, quindi si inizia il sabato con il match vinto tra Venezia e Bologna, 0-1 esterno del Bologna, che quindi riesce a portare a casa i 3 punti in trasferta contro la squadra lagunare, che invece trova l'ennesima sconfitta della sua stagione. Decisivo Orsolini, che con un gol al volo a inizio secondo tempo è riuscito a siglare la rete dell'1-0 che è valso appunto questo successo esterno alla squadra di Italiano. E per quanto riguarda appunto il gol, assist di Cambiaghi e Orsolini, che quindi ancora una volta riesce a portare avanti i suoi, a portare la vittoria in terra bolognese. Andremo a vedere poi gli altri risultati per quanto riguarda la giornata di ieri, ma c'è stato subito uno scontro durissimo in campo con Piccoli, che è rimasto a terra. Per quanto riguarda il Cagliari, scontro a centrocampo con quella classica sponda, è arrivato un fallo e sembrerebbe essere Piccoli l'uomo a terra, che in questo momento anzi qualche minuto fa stava venendo soccorso dai sanitari. È stato Izzo a intervenire sul numero 91 che è rimasto dolorantissimo a terra. Ci auguriamo non sia niente di troppo grave o che costringa l'attaccante rossoblù a uscire, perché la botta è stata dura. Vedremo se ce la farà a continuare, anzi ce l'andiamo a far raccontare direttamente dalla cronaca del nostro Vittorio Sanna. Subito la randellata, come si faceva nei campi di provincia un tempo, quando dovevi giocare con un giocatore forte lo picchiavi al primo intervento, e lo ha fatto immediatamente Izzo, andando in modo galeotto, dobbiamo dire,
col piede sinistro, non quello che cercava la palla, ma quello che andava ad appoggiare, è andato praticamente a scalciare il tendine d'Achille di Piccoli, che è rimasto dolorante per un po', ma per fortuna si è rialzato e ora sono fatti di Izzo il fatto di non essere riuscito ad abbatterlo del tutto, perché chiaramente la partita continua e Piccoli è ancora in campo, peraltro con intervento anche da parte dell'arbitro, che ha detto una e basta allo stesso Izzo. Peraltro poi ha colpito anche con il ginocchio alle spalle della coscia di Piccoli, provocando probabilmente dolore anche da quel punto di vista, irrigidendo probabilmente il muscolo. Sono botte che ti fanno male se ti colpiscono nel muscolo in modo esatto, diciamo così. Attenzione a Palomino, ha ricevuto il pallone, viene attaccato, esita, dà all'indietro per Mina, sul quale si porta Balde, va a toccare sul mio proprio Keita Balde, quindi c'è la rimessa con le mani effettuata a vantaggio di Viola, che perde il suo secondo pallone in 4 minuti, pallone recuperato dal Monza, che tenta di attaccare, ancora un passaggio a sinistra dove tenta di attaccare in questo caso con 42 Bianco che dà all'indietro per Kyriakopoulos, che punta in questo caso da dopo, palla all'indietro per Akpa Apro, con il pallone ancora all'indietro nella zona di D'Ambrosio che ritorna centralmente su Izzo ancora fa ruotare la palla, andando a cercare stavolta Castrovilli, pallone ancora giocato dal Monza col Cagliari dietro la linea della palla, la ricezione di Piccoli, il passaggio su Keita, da Keita ancora su Kyriakopoulos, lo scontro con il 24 Palomino di forza, la vince Palomino, poi Prati manda avanti il pallone, attenzione perché c'è stato uno scontro tra Viola e Bianco, con il pallone lontano, sembra essere del tutto fortuito lo scontro, con Viola che si è scusato poi nei confronti dell'avversario. Chiaramente non è questo che viene riproposto poi dai monitor, l'intervento è avvenuto con la palla lontana. Per adesso non c'è niente che ci possa far capire cosa è successo tra Bianco e Viola. Sta di fatto che l'arbitro ha fischiato la punizione, Viola non ha battuto ciglio, no, non ha fischiato la punizione perché non poteva aver visto il fallo, ha interrotto il gioco e sta scodellando palla a favore del Cagliari, con Balde che si avvicina per contendere la palla a Mina. L'arbitro non la pensa così e quindi fa rimbalzare, dando al Cagliari la possibilità di recuperare. C'è Mina sul pallone, il passaggio a destra su Palomino per il controllo di Zortea per Viola, il tentativo di indietreggiare, persa anche questa palla, 3-3, pallone poi ancora giocata in avanti dal Monza con rimpallo che favorisce ancora la squadra ospite, la rimessa in gioco, il pallone al limite dell'area col tentativo di Bianco che si libera di Prati, ancora Bianco, il destro, la palla ribattuta, ancora palla per Castrovilli che tocca a sinistra per D'Ambrosio, il cross basso, attenzione, l'anticipo di Augello che allontana i Piccoli, che può scattare nel duello proprio con Izzo, controlla Piccoli, è scattato al centro Viola, Piccoli è molto bravo ad aspettare Zortea al cross, il colpo di testa di Viola al lato, un pallone da mettere nel sacco e basta, e invece è finito al lato. Dall'altra parte azione gol straordinaria costruita dal solito Roberto Piccoli in collaborazione con Zortea, assist fenomenale sulla testa di Viola, che è stato capace dall'interno dell'area piccola di mancare il bersaglio lì nello studio. E quindi subito grandissima occasione per il Cagliari, che va vicinissimo al vantaggio con l'azione appena raccontata da Vittorio. Davvero incredibile l'errore di Nicolas Viola, perché Zortea aveva telecomandato la sfera direttamente sulla testa del numero 10 e di conseguenza avrebbe dovuto far meglio da quella posizione, cercando di andare a colpire e a insaccare l'occasione che si era creata davvero a un passo dal vantaggio il Cagliari. Vedremo come continuerà il match, ma intanto ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici.
Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound per seguire il match tra Cagliari e Monza che sta andando in scena all'Unipol Domus. Davvero incredibile l'occasione per Nicolas Viola, raccontata dal nostro Vittorio Sanna in radiocronaca diretta qualche minuto or sono. Una grande azione portata avanti da Piccoli con il lancio della difesa che è stato raccolto dal numero 91 in modo ottimo. Ha aspettato l'arrivo in sovrapposizione di Zortea e una volta servito è andato a effettuare il cross al centro telecomandato per Nicolas Viola, che si trovava proprio in mezzo all'area, ha probabilmente saltato in anticipo e quindi non è riuscito a dare forza alla sua conclusione di testa, mandando al lato di pochissimo, ma da una posizione davvero ghiottissima. Quindi prima grande occasione del Cagliari che è sfumata qualche minuto or sono. Ci scrive anche il nostro Andrea al 340 51 86 036: una sciagura, si faccia perdonare almeno con una tripletta. Mi sembra una giusta compensazione. Lì bisogna sapere anche essere caritatevoli e perdonare davanti a questi gesti, quindi una tripletta noi saremo completamente disponibili a perdonare il nostro Nicolas Viola. Vedremo un po' come continuerà la partita del numero 10. Ci auguriamo che davvero possa redimersi nei minuti che mancano, visto l'occasione che c'è stata. Qualche minuto or sono ancora Cagliari in attacco con il cross di Augello, che però non è riuscito a servire nessuno in modo nitido dentro l'area, ma in generale una squadra rosso-blu che in questi primi minuti sta interpretando bene la partita con grande voglia, con grande pressing, probabilmente sospinta anche dal calore del pubblico, contro un Monza che guardingo, attende, quando ha la palla cerca di offendere senza pensare troppo al possesso. Infatti il dispositivo tattico di Nesta faceva pensare proprio a ciò, vista la quantità di giocatori rapidi e veloci con cui è composta la squadra brianzola, rispetto a giocatori più fisicati che possono interpretare un calcio sicuramente differente per quanto riguarda questo incontro. Intanto è arrivato il primo giallo della partita qualche minuto fa e l'ha preso Luperto, che quindi non festeggia al meglio la nascita del suo bambino. Intanto è arrivato per un pestone su Birindelli, forse un po' esagerato il fallo in questa circostanza, visto che non c'è stata cattiveria nell'intervento e che Birindelli stava già giocando la palla altrove, non è che ha interrotto un'azione personale di Birindelli. Vabbè, la posizione era comunque abbastanza
abbastanza vicino all'area, ma cartellino giallo un po' pesante a livello di manica per quanto riguarda il direttore di gara di oggi, che andiamo a introdurre, perché l'arbitro del match è il signor Francesco Fornò della sezione di Roma 1, la 51esima direzione in assoluto nella massima serie, durante la quale ha maturato una media di 4,8 cartellini gialli a partita, con 3 doppi gialli, 5 rossi, 19 rigori assegnati, circa lo 0,38 per incontro. La sua media in tutte le competizioni è invece di 3,94 gialli a partita, di 0,32 rigori fischiati per match. Nelle 9 precedenti partite arbitrate in Serie A in questa stagione, il direttore di gara romano ha estratto 38 cartellini gialli, un rosso, e ha assegnato 3 rigori, quindi un rigore ogni 3 più o meno. Per quanto riguarda Francesco Fornò, che ha diretto il Cagliari invece in 7 incontri, in cui il rossoblù ha trovato 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione ha diretto i sardi in 3 occasioni in cui sono arrivati tutti i risultati possibili, quindi vittoria in trasferta a Parma, pareggio esterno con il Milan e sconfitta casalinga con il Bologna. Il Cagliari ha vinto un solo match arbitrato dal direttore di gara di Roma 1 tra le mura amiche, il 4-2 con la Salernitana dello scorso anno. Ha diretto invece il Monza in 2 occasioni in cui i brianzoli hanno ottenuto 2 sconfitte, quindi 2 su 2 invece per quanto riguarda il Monza. A supporto del fischietto di Roma ci sono gli assistenti Meli e Alassio, quarto ufficiale Perli. Il VAR è composto invece da Ghersini e Aureliano. Questa la composizione della squadra arbitrale, mentre c'è stata qualche minuto or sono una punizione per il Monza, che è andato proprio sull'intervento di Luperto, che abbiamo descritto in precedenza, che ha portato il giallo per il difensore cagliaritano. Ha tentato la punizione diretta in porta alla squadra ospite, ma Mina ha messo la testa per evitare che la palla andasse oltre, è andato in barriera, ha proprio cercato il pallone che stava arrivando all'interno della barriera con la testa per respingerlo, senza assolutamente mostrare alcun tipo di paura. Davvero coraggiosissimo Jerry Mina, che è andato a deviare il pallone e a evitare che potesse diventare qualcosa di peggiore, con poi la palla che è stata allontanata. È un Monza che gioca molto di più con la palla a terra in questi ultimi minuti, dopo un'iniziale grande spinta del Cagliari. Negli ultimi 3-4 minuti la squadra ospite sta venendo fuori con maggior qualità, cercando le sue diagonali, le sue linee di passaggio, e in qualche occasione riuscendo anche a arrivare al limite dell'area, che per ora è stata difesa in modo corretto dai difensori della squadra rossoblù. Qualche minuto or sono invece altra occasione per il Cagliari, o quasi potenziale, con il cross di Augello dal fondo sinistro, e Turati che è andato in presa alta con Piccoli che poi è carambolato addosso al portiere. Forse sarebbe dovuto fermare un po' prima il giocatore numero 91. Fatto sta che sto fischiato fallo in attacco, ma azione che poteva potenzialmente essere qualcosa di interessante. Questo per quanto riguarda gli ultimi minuti giocati in questo Cagliari Monza. Per vedere invece lo storico delle due squadre, sono 43 i precedenti tra le due compagini, in cui i sardi hanno ottenuto 16 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte. Comunque un filotto abbastanza equilibrato nel totale delle partite giocatesi in casa. Il bilancio rimane equilibrato con 17 incontri disputati, 21 incontri disputati, in cui i rossoblù sono usciti vincitori in 9 occasioni, sconfitti in 7, e in 5 gare si è pareggiato. L'ultimo successo dei rossoblù contro i brianzoli risale al match di andata, vinto per 2-1 grazie ai gol di Zortea e Piccoli, che rimontarono l'iniziale vantaggio di Caprari, che aveva segnato su rigore. Non so se vi ricordate quell'azione al terzo minuto, la prima discesa del Monza, con un cross che era calambolato, era finito sulla mano di Macumbu, bella larga, aveva portato al vantaggio del Monza. Poi fortunatamente Cagliari, che era riuscito a reagire e a ribaltare il punteggio. L'ultima vittoria casalinga invece contro la squadra lombarda risale alla Serie B del 2000, con il successo anche in quell'occasione per 2-1, e chissà che non sia una combinazione che possa portare alla vittoria anche oggi. Questo è ciò che ci auguriamo per quanto riguarda la partita del Cagliari, che sta entrando sempre di più nel vivo del suo primo tempo. Dobbiamo dire la squadra di Nicola ha interpretato bene questi primi minuti,
riuscendo a rendersi pericolosa già in più di un'occasione. La più ghiotta fino a questo momento è stata il colpo di testa al lato di Viola da ottima posizione, con il Cagliari che è riuscito a ripartire in modo ottimo, sfruttando il fisico e l'intelligenza tattica del suo numero 91 Roberto Piccoli. Vedremo come sta continuando la partita, anzi andiamo a scoprirlo subito tramite la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Altra bella azione costruita da Zortea e Piccoli, con Zortea che si lamenta perché Piccoli ha tentato il tiro in porta e è stato neutralizzato dalla definizione di un difensore. Angolo per il Cagliari affidato al piede di Nicolas Viola. Speriamo che almeno ora sappia dare un contributo. Ha perso già 5 palloni in questo quarto d'ora Nicolas Viola. 18 minuti e 22, parte il suo pezzo forte, dovrebbe partire tra poco. Ritorna l'arbitro su Prati perché si stratona con Bianco, mi pare, e l'arbitro ritorna insomma sui due giocatori, Birindelli, l'altro giocatore che litiga quasi con Prati, e l'arbitro interrompe la corsa di Viola che adesso dovrà riproporre il suo angolo. Parte Viola, il pallone verso l'interno, il colpo di testa, tutto lo specchio della porta aperto, ma anche intervento irregolare ai danni del portiere. Aveva avuto il pallone sulla testa Palomino, ha fatto da sponda, ma sulla sponda nessuno è intervenuto e c'è stato Turati che è andato giù nel contatto probabilmente con Piccoli, che si sincera delle condizioni del portiere, vediamo, ma insomma Piccoli è andato a saltare, Turati che ha sbattuto addosso al muro. Anch'io se mi lancio contro il muro mi faccio male e non è colpa del muro, in questo caso è stato Turati che è andato a sbattere contro quel colosso che è Roberto Piccoli e si è fatto male in questo caso proprio per questa ragione. L'arbitro nel frattempo ha fatto entrare i sanitari del Monza in campo, mentre Nicola ne approfitta per dare indicazioni agli anziani della squadra, Palomino e Viola, mentre Zortea si tocca la parte interna del linguine, o forse la parte ancora più interna oltre il linguine, perché adesso sta guardando se ce l'ha ancora. Sì, dovrebbe averlo. Ha avuto paura di aver perso qualcosa, non ha perso niente, ha controllato e ha verificato. È ancora a terra Turati, quindi questo minuto ce lo ricordiamo più avanti. Perfetto. Torneremo con il nostro Vittorio Sanna in cronaca diretta più avanti per anche vivere questo minuto in più che non abbiamo raccontato visto il gioco fermo, ma continuiamo a parlare di statistiche per quanto riguarda questa partita, perché dopo aver analizzato lo storico tra le due compagini andiamo a vedere invece i risultati degli allenatori tra di loro e contro la squadra avversaria. Davide Nicola ha allenato contro il Monza in 11 occasioni, ottenendo 3 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte. Invece Alessandro Nesta non ha mai sfidato il Cagliari da allenatore, perché all'andata non c'era già più quando c'è stata la partita tra Monza e Cagliari, ma da giocatore l'ha incrociato in 10 occasioni, ottenendo 6 vittorie e 4 pareggi senza mai perdere. I due tecnici non si sono mai incontrati all'interno della loro storia. Questo è un po' quello che c'è da dire per quanto riguarda i numeri degli allenatori che siedono in panchina per le rispettive formazioni. Intanto Turati è stato giù per parecchio tempo e probabilmente molto dolorosa come intervento, perché è andato dal basso verso Piccoli, è andato a scontrarsi proprio con il gomito del giocatore numero 91 e non deve essere stato piacevole come intervento e come sensazione da vivere per il portiere del Monza, che comunque sembrerebbe essere in grado di continuare la partita. Turati, che già nelle ultime stagioni è un nome che è già apparso più volte in Serie A, giocatore che ha grandi alti, alterna grandi bassi. Vedremo oggi in che versione si è presentato all'Unipol Domus per la partita contro il Cagliari, con la squadra rossoblù che continua ad avere una grande personalità, mentre il Monza negli ultimi minuti, dobbiamo dire, sta cercando di come impietosirsi un po' l'arbitro. Vanno giù con tanta facilità, con grande mestiere, chiamiamolo in questa maniera, al minimo tocco, e forse anche un po' per controbilanciare la sensazione data all'inizio dal brutto intervento di Izzo su Piccoli, che dopo neanche 3 minuti aveva costretto l'attaccante del Cagliari a ricevere delle cure, con invece la protesta di Felici qualche minuto or sono, perché c'è stato
il contatto con Izzo e l'arbitro ha fischiato fallo in attacco, ma davvero non c'era assolutamente niente. Tra l'altro precedentemente sull'azione che ha fatto nascere la riflessione riguardo al Monza un po' teatrale c'era stato Dani Motta che si era lanciato a terra per un presunto intervento con il gomito da parte di Mina, la mano non è neanche arrivata vicino all'avversario, ma è una tattica che penso stiano utilizzando i giocatori del Monza per innervosire quelli del Cagliari, perché addirittura Keita Balde è andato a spingere Viola con Luperto che è andato a prendere le difese del compagno di reparto. Bisogna stare molto attenti, qualche minuto or sono, quindi situazione pericolosissima che è andata a crearsi. C'è stato un fallo di Mina a cui i giocatori del Monza hanno reagito con grande nervosismo, ma non c'era assolutamente niente di esagerato. Ancora una volta Dani Motta è andato a portarsi giù, a buttarsi giù e a battere i piedi per far finta che fosse stato un intervento davvero di grande intensità, e poi successivamente Keita Balde che è andato a mettersi le mani addosso con Luperto fortunatamente non è andato a stringere la mano perché l'ha messa nel collo. Luperto, ricordiamo che è già ammonito, è davvero rischioso questo intervento e questa situazione con Keita che, nonostante sia un ex, non sta assolutamente lasciando indietro tutte le armi che può utilizzare nell'arsenale. Sta cercando di far innervosire il più possibile i giocatori del Cagliari, e non dobbiamo essere bravi a non cadere in questo tipo di provocazioni, ma a continuare a fare il nostro gioco, visto che fino a questo momento dal punto di vista tattico stavamo esprimendo un calcio assolutamente valido, e così deve rimanere nel passare dei minuti contro un Monza che la sta un po' buttando in cacciara, mettiamola in questi termini. Vediamo un po' di risultati che sono corsi sempre riguardo altre partite che concernono il Cagliari e la sua corsa alla salvezza. Abbiamo parlato del Venezia che ha perso in casa 1-0 con il Bologna, il Como invece non è andato oltre l'1-1 tra le mura amiche contro l'Empoli, e quindi un punto per parte tra la formazione lagunare e i toscani. Il vantaggio da parte dei padroni di casa nel corso del secondo tempo con la prima retta italiana di Dovicas al 61esimo. Il pareggio per l'Empoli invece è arrivato grazie a Kouamé al minuto 75, ma davvero Empoli che ha rischiato in più di un'occasione di trovare il gol del 2-1, trovando addirittura due pali, e Como che nonostante alla vigilia si pensasse potesse arrivare alla vittoria in modo molto più semplice, ha rischiato invece di uscire da questa sfida con 0 punti. Invece il pareggio concede un lenitivo a entrambi senza dare uno scossone sufficiente a nessuno per quanto riguarda la classifica, perché l'Empoli sale a 23 punti in classifica ma rimane in 18ª posizione, l'ultima utile per scendere in modo diretto in Serie B. Como che invece sale a 30 lunghezze, supera il Verona 29, anche se la squadra giallo-blu deve ancora giocare la sua partita nello scontro diretto di oggi contro il Parma, quindi vedremo e seguiremo anche per quanto riguarda il match del Verona. Ci scrive intanto il nostro ascoltatore Fornò: mi sa che non era un arbitro per gestire questa partita, il Cagliari non deve cascare ai loro atteggiamenti. È d'accordo con me il nostro Riccardo, effettivamente Fornò non si sta comportando benissimo a livello di polso riguardo alle situazioni in campo, perché con tanti giocatori poi di mestiere nella Monza, mi vengono in mente D'Ambrosio e Izzo, che tra l'altro D'Ambrosio e Mina se le stanno promettendo dall'andata, con tanti giocatori del genere, sapendo anche gli screzi che ci sono stati all'andata, non sta effettuando al meglio il suo lavoro per mantenere bassi gli animi e non far scaldare una partita già dalla prima metà di gara, in cui dobbiamo dire dopo i primi 15 minuti in cui si è giocato, nelle ultime 10 lunghezze si è andato veramente a effettuare poco dal punto di vista tattico. Invece sono state tante soltanto le proteste tra l'infortunio di Turati e la varia rissaccennata a centrocampo di cui abbiamo descritto in precedenza gli effetti salienti e i momenti più da ricordare, se vogliamo così definirli, per quanto riguarda il match tra Cagliari e Monza. Ancora scintille
stavolta tra Piccoli ed Ambrosio. Qualche minuto fa trattenuta la maglia di Piccoli e Piccoli si è lamentato con l'arbitro perché è l'ennesimo fallo che viene effettuato ai danni del numero 91 e non è ancora stato ammonito alcun giocatore del Monza per questo tipo di infrazione. Noi invece ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi continuiamo a raccontarvi la partita tra Cagliari e Monza. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol, e alla fine è arrivato il giallo Perizzo, ennesimo fallo alle spalle di Piccoli nella ripartenza del Cagliari, arbitro che quindi ha scelto di iscrivere il numero 4 monzese nella lista dei cattivi e vedremo anche come cambierà la sua partita dopo questa ammonizione, visto che il giocatore è abbastanza propenso a dover intervenire in maniera anche disperata, e di conseguenza bisognerà stare molto attenti per quanto riguarda il Monza per non rischiare di ottenere un secondo giallo per il suo giocatore. Ci scrive il nostro Mauro da Quartu: questi sono dei maestri a commettere fallo e perdere tempo. Un saluto a tutti voi, forza Cagliari, lo salutiamo con affetto. Effettivamente non ci sentiamo di essere in disaccordo con l'affermazione del nostro Mauro, perché fino a questo momento quello che è stato dimostrato anche dal campo è che il Monza sta attuando questa tattica soprattutto dal punto di vista psicologico per bloccare un po' il flow del Cagliari, il movimento, il flusso di gioco della squadra rossoblù. Ci è riuscito per una parte della partita, con qualche minuto fa anche un'azione offensiva da parte degli ospiti che ha portato al tiro in porta di D'Ambrosio, evitato e allontanato con i pugni da Caprile. Ha sbagliato qualche minuto fa una buona opportunità in zona di tre quarti viola, c'erano liberi sia Felici che Piccoli, ma il suggerimento del numero 10 è andato a metà tra i due ed è di fatto diventato un passaggio per quanto riguarda il portiere ospite. Vedremo se nel corso dell'intervallo ci saranno dei cambi
dal punto di vista della tre quarti, perché davvero il numero 10 non sta riuscendo a effettuare una grande partita. Poche le note positive all'interno dei primi 30 minuti del suo match, anche qualche fallo di troppo commesso, e di conseguenza vedremo come Nicolas Viola approccerà alla fine di questo primo tempo. Speriamo possa redimersi, come abbiamo detto in precedenza, già in questi ultimi minuti per quanto riguarda la prima metà di gara. Intanto nell'unico match che sta giocando in contemporanea con il Cagliari, quello in Eredivisie tra Utrecht e Heerenveen, si è sbloccato il punteggio al minuto 22. Il gol di Rodriguez ha portato in vantaggio l'Utrecht, che quindi conduce per 1-0 quando ci troviamo ormai sempre più vicini alla fine della prima metà di gara per quanto riguarda l'Eredivisie, che è iniziata precedentemente rispetto al Cagliari. Cagliari che invece continua a gestire il pallone, negli ultimi minuti sta cercando di effettuare un possesso prolungato per far scoprire il Monza e trovare il punto da attaccare con maggior verve. Non c'è riuscito in precedenza, ma vedremo se riuscirà nei prossimi minuti, nei prossimi giri di lancetta, che andiamo a farci raccontare in maniera diretta dal nostro Vittorio Sanna. È il Cagliari che attacca, quello dopo che porta palla, il passaggio per Viola anticipato, l'ennesimo anticipo su Viola, che ha perso una marea di palloni. Speriamo che poi possa farsi perdonare, come stiamo pregando di fare. Sembriamo veramente alla messa di mezzogiorno. 33 minuti e 16, col pallone che si perde direttamente sul fondo. Ci sarà rimessa per il Monza, sempre 0-0 il punteggio. Ora è D'Ambrosio che batte a sinistra per Kyriakopoulos, il controllo dell'ex giocatore del Sassuolo, il passaggio all'indietro ancora per D'Ambrosio, da questi al centro sul portiere si porta timidamente Viola. Turati ha tutto il tempo di rilanciare, dall'altra parte Augello spinge il diretto avversario, si trattava di Birindelli, intervento dell'arbitro e calcio di punizione in favore della squadra ospite da posizione arretrata, secondo il direttore di gara, che fa ripetere il calcio di punizione laddove è avvenuto il contatto. C'è sulla palla in questo caso Castrovilli, lascia il compito a Izzo, come detto da studio, ammonito poco fa per l'ennesimo fallo ai danni di Piccoli. Izzo che tocca all'indietro per a Pro, con il pallone portato avanti dall'ex laziale, l'ex giocatore anche della Salernitana. Il passaggio verso destra ancora per Izzo, tiene il peso in palla la coppia di difesa, in questo caso i due giocatori più arretrati più che coppia di difesa, con Izzo che tiene ancora il pallone, lo dà all'indietro, e Nesta che non gradisce la giocata di Izzo, scuote la testa, pallone ancora per Turati, ritorna il portiere il pallone, ecco che Turati rallenta ulteriormente, il passaggio laterale è per D'Ambrosio che controlla, serve ancora a sinistra per Bianco taglia il campo cercando in questo caso la punta più avanzata, il duello da centrocampo con in questo caso Dani Motta, che riesce veramente a giocare un buon pallone, ma lo recupera ancora il Cagliari, ed è lo stesso Dani Motta che chiude sul tentativo di passaggio di Adopo. La rimessa con le mani per i rossoblù affidata a Palomino nella corsia di destra, poco al di là della linea del campo. Ennesimo anticipo su Viola e siamo a 8 palloni persi. Ancora Zortea, la palla per Viola che va giù, non c'è fallo, nono pallone perso, 9 palloni persi in 35 minuti, ma una punta non la possiamo far giocare da seconda punta. Il pallone è ancora portato avanti dalla Monza, lancio avanti alla ricerca di Dani Motta, esce Caprile e rifugia in fallo laterale per evitare i guai. 35 minuti e mezzo, la rimessa in gioco all'indietro con il controllo da parte del 13 Pedro Pereira, che poi poggia il pallone ancora centralmente da questi a Kyriakopoulos che si avvicina all'area a sinistra, Kyriakopoulos adesso, prima D'Ambrosio, Kyriakopoulos che si accentra, tocca al centro, al gol, il destro e la palla intercettata da Caprile, che riesce a metterci una pezza sul tiro per niente facile da domesticare di Bianco. È stato bravissimo soprattutto a bloccare, visto che poi davanti a lui c'era Dani Motta pronto ad approfittarne. 35 minuti 57 secondi, sempre 0-0 il punteggio lì nello studio. E quindi ultimi minuti in cui il Monza si è fatto vedere con maggior verve da parte dalla zona delle parti di Caprile, un'azione partita da sinistra, quella raccontata poco fa da Vittorio, con Kyriakopoulos che ha passato al limite dell'area al centro a Bianco. Bello il tentativo del centrocampista del Monza, raso terra abbastanza
angolato, ma non troppo fortunatamente per sorprendere Caprile, che è andato prima a bloccare in parata bassa e poi ha preso la palla tra le braccia per essere sicuro del possesso e andare a far rifiatare la squadra rossoblu. Ci scrive il nostro Riccardo: i bambini del patronato sono tristi, toccava a Viola portare il pallone per giocare ma lo ha perso. È bellissimo, è fantastico la comicità che si sta creando del nostro Andrea, non Riccardo, scusate, del nostro Andrea. Effettivamente per ora primo tempo non all'altezza delle aspettative, diciamo così, per quanto riguarda Nicolas Viola, che non è riuscito a interpretare al meglio la sua partita, ma che ha ancora poco meno di 10 minuti più recupero per riuscire a rendersi pericoloso in questo primo tempo. Vedremo se poi verrà scelto per uscire dal campo da parte di Nicola o meno, perché in panchina scalpita anche uno come Gaetano, che nelle ultime settimane ha avuto molto poco spazio. È vero che non ha reso, ma vedremo se magari in una situazione del genere, contro una squadra che tra l'altro tende a subire chi gioca a palla in modo rapido e a terra, è un giocatore come Gaetano può essere fondamentale in questo. Vedremo se sarà lui il prescelto per quanto riguarda il secondo tempo o se si continuerà con la fiducia a Nicolas Viola. Intanto qualche minuto fa c'è dato un po' di preoccupazione nei miei occhi, perché c'è stato Luperto che ha fatto un'azione continuata in attacco, andando a rischiare tanti interventi, a cercare di recuperare a tutti i costi il pallone. Ricordiamo che Luperto è già ammonito, quindi queste avventure in zona offensiva con quella foga di quando non si stai troppo a pensare all'intervento che stai per effettuare hanno messo un po' di ansia nei miei occhi, vedendo Luperto spingersi così avanti qualche minuto or sono, ma fortunatamente nulla di grave è accaduto in quella circostanza. Continuando a parlare delle partite che sono giocate in precedenza per quanto riguarda questo turno di campionato, ieri è andata in scena la gara tra Juventus e Genoa, con il nuovo allenatore della Juventus, ovvero Tudor, squadra bianconera che ha cambiato la direzione tattica nel corso della pausa. Fuori Thiago Motta, che non ha convinto soprattutto a livello di gestione dello spogliatoio, più che di risultati. I risultati non sono stati esaltanti, ma in generale una squadra che si è andata sempre più a perdere, è andata a investire anche in modo un po' casuale per andare a tappare dei buchi che con tutta probabilità non sono di livello tattico o di livello tecnico del singolo giocatore, ma sono di rapporto con l'allenatore. Juve che quindi è riuscita a trovare i 3 punti. Il gol è stato siglato nel primo tempo da Ildiz, uno dei giocatori che era rimasto un po' più in ombra con la gestione di Thiago Motta, e subito ha cercato di rispondere presente il turco con la rete dell'1-0 che valsa i 3 punti per la Juve contro un Genoa che non è sicuramente stata a guardare, squadra ligure che in questo torneo ha sempre detto la sua contro qualsiasi avversario. Anche in questa occasione però non è riuscita a portare a casa neanche un punto nella trasferta piemontese. C'è stata una lamentela qualche minuto or sono per il Cagliari, stava sviluppando bene un'azione in triangolazione che aveva visto la personalità di Felici andare a recuperare il pallone per poi servirla sulla sinistra per Augello. Sfortunatamente però è stata segnalata posizione irregolare per quanto riguarda Felici, anche se dal replay più di un dubbio rimane su l'irregolarità effettiva del punto in cui si trovava il giocatore rossoblu. È stato dato un po' di fretta all'interpretazione dell'arbitro, non si è aspettato il termine dell'azione come invece accade in altre circostanze. Proprio Felici qualche minuto fa ci ha provato con una serpentina sulla sinistra che gli ha consentito di entrare in area dopo un tentativo di tiro di Viola respinto da Izzo in scivolata. Felici ha provato a cercare il centro, ma il suo tiro si è spento sull'esterno della rete senza creare alcun tipo di pericolo dalle parti di Turati. Questo un po' quello che sta accadendo all'interno dell'Unipol Domus, quello che sta succedendo per quanto riguarda la gara del Cagliari. Andiamo a vedere un po' di ex delle due squadre, perché nel Cagliari non c'è nessun giocatore che abbia giocato in precedenza nel Monza, mentre per quanto riguarda gli ospiti Petagna e Carboni sono due interpreti che conosciamo, e anche Keita Balde che oggi è in campo come detto anche in precedenza. Per quanto riguarda gli infortunati, Cagliari che non ha la possibilità
possibilità di disporre di Obert e si trova con Luvumbo, Coman e Zappa acciaccati, che però sono in panchina, mentre il Monza deve fare a meno di Sensi, Carboni, Caldirola e Pessina. Per quanto riguarda i diffidati, nel Cagliari Deiola, Mina, Obert e Marin sono diffidati. Per quanto riguarda invece il Monza, Carboni e Kyriakopoulos. Questo è un po' la situazione per quanto riguarda infortuni e possibili squalifiche all'interno delle due formazioni, con il Monza che continua a tentare di mettere in difficoltà il Cagliari. Ha risposto al tiro sull'esterno della rete di qualche minuto fa di Felici, un giocatore monzese che è andato anch'esso a tirare verso la porta di Caprile. Anch'esso ha trovato invece solo l'esterno della rete, senza creare particolari pericoli per quanto riguarda l'estremo difensore del Cagliari. Ma è una partita viva, è un primo tempo che per alcuni punti ha fatto vedere un Cagliari esprimere un ottimo calcio, e ha fatto vedere anche che soprattutto nell'1 contro 1, possiamo dire la nostra, andando a cercare di mettere in difficoltà gli avversari, visto che i duelli sono stati vinti in più di un'occasione dai giocatori rossoblu, anche se fino a questo momento non ha portato ancora al vantaggio. Per quanto riguarda il Cagliari che è andato vicinissimo al gol dell'1-0, follia del numero 7 del Monza, Akpak Pro, che regala palla a Viola proprio a 1 metro. Viola serve Piccoli, che in questa occasione forse sbaglia ad allargarsi a cercare il destro, con la palla che successivamente torna nella porzione di Nicolas Viola, che va alla conclusione e prende la spalla del numero 11 del Monza, che in questa maniera riesce a mettere in calcio d'angolo, ma occasionissima per il Cagliari, che era davvero a un passo dal riuscire a portarsi in vantaggio, con la follia difensiva di Akpak Pro che avrà fatto venire i brividi a qualsiasi tifoso monzese che sta guardando la partita. Un passaggio a 1 metro a Viola, che si trovava tra l'altro in 3 quarti, Piccoli che era più avanzato ma comunque in posizione regolare. È incredibile come il Cagliari non sia riuscito a sfruttare questa occasione. Forse la voglia di posizionarsi troppo bene la palla di Piccoli nella circostanza non ha permesso alla squadra rossoblu di riuscire a trovare la rete dell'1-0, ma davvero occasionissima per quanto riguarda il Cagliari, e vedremo se da qui al termine della prima frazione si riuscirà a siglare la rete del vantaggio. Tante scintille comunque tra Keita Balde e Mina, non se le mandano a dire, non si devono stare particolarmente simpatici, nonostante abbiano entrambi vestito la maglia rosso-blu, con Keita Balde in precedenza, ma dobbiamo dire Mina sappiamo quanto innervosisca gli avversari e quanto sia bravo a fare questo mestiere, e Keita sta rispondendo allo stesso modo, cercando di entrare nella testa del giocatore colombiano. È una sfida che con tutta probabilità vedremo anche nel secondo tempo, ma questi due protagonisti devono ancora dire la loro in questa partita tra Cagliari e Monza, che piano piano si avvia ad arrivare alla fine dei primi 45 minuti, con le aspettative che sono alte per quanto riguarda il Cagliari. Fino a questo momento una buona partita svolta dagli isolani, che devono tenere alta l'attenzione e devono riuscire a trovare il colpo del vantaggio contro un Monza che è stato un po' alle corde, in più di un'occasione ha dato segni di poter cedere, ma fino a questo momento resiste con lo 0-0. Noi siamo pronti per vivere gli ultimi momenti del primo tempo e lo facciamo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Iniziato il secondo i 2 minuti di recupero, nel secondo tempo, i 2 minuti di recupero oltre il 45esimo, 12 secondi sono già andati via, col pallone spostato a sinistra per il 33 D'Ambrosio, va a cercare Keita, certamente il più movimentato nell'attacco del Monza. Passaggio neutralizzato per la squadra da Prati, la palla per Felici che non riesce ad andare via al suo guardiano, e poi la palla che batte sulla mano di Keita per il calcio di punizione in favore del Cagliari. Keita che tiene la palla, non la cede, Felici che la porta via, la dà a Mina che accenna a battere verso destra, ma poi desiste, preferisce farlo a difesa schierata e mettendo calma anche ai propri giocatori. E Luperto che ha ricevuto può avanzare nella zona interna di sinistra, dentro il passaggio per Piccoli, non era male l'idea, però la palla era troppo veloce e Piccoli non è riuscito ad arrivare per la battuta, pallone che è finito tra le mani di Turati, che adesso va a far rimbalzare il pallone sul terreno prima di
provvedere al rilancio. Lascia trascorrere altri secondi, 46:20 in questo primo tempo, 0-0 il punteggio, occasioni possiamo dire quasi esclusivamente per il Cagliari, un solo tiro in porta, quello di D'Ambrosio da parte del Monza, e grandi occasioni invece per il Cagliari, in particolare quella che si è mangiato Nicolas Viola. Avanza Luperto, 46:36, dentro per Felici, il controllo di Felici, la palla per Prati, ancora Luperto, Augello riesce a rientrare bene sul terreno, tiene il possesso di palla, vede ancora Felici, lo serve, il duello di Felici con il diretto avversario, non trova un varco, e Prati che riceve, scorrono i secondi e infatti si arriva alla fine senza concludere l'azione d'attacco. Finisce 0-0 il primo tempo tra Cagliari e Monza. Il Cagliari ha fatto tanto per tentare di segnare, ma gli è mancato anche qualcosa, e noi, secondo me, soprattutto in chiave d'attacco, un attaccante in più serve. È inutile continuare a pensare di poter giocare con trequartisti o giocatori che vengono pitturati al caso. Bisogna necessariamente mettere dentro gli attaccanti. Io continuo a chiedermi per quale motivo un giocatore come Kingston non trovi spazio, considerato che è certamente più attaccante di Viola, e come non ci possa essere uno sguardo anche alla primavera, dove gli attaccanti certo non mancano. Il primo su tutti, Vinci Guerra, che potrebbe essere veramente il giocatore giusto anche per il tipo di interpretazione che il tecnico Nicola dà alle partite. Discussioni che lasciano il tempo che trovano, perché se non c'è la volontà di andare a guardare anche al di là di quella che è la rosa, difficilmente poi si riesce a poter anche valutare le indicazioni che nascono. E quindi 0-0 termina il primo tempo tra Cagliari e Monza. Tutti i temi per quanto riguarda questa prima frazione che si è giocata all'Unipol Domus tra pochissimo, prima spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti. Nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. È finito quindi 0-0 il primo tempo tra Cagliari e Monza, partita che non è riuscita a essere sbloccata a nessuna delle due formazioni. Monza che ha tenuto maggiormente il controllo del pallone a livello di possesso, ma Cagliari che ha avuto le occasioni maggiori. È un primo tempo comunque positivo, nonostante ancora non si sia riusciti a sbloccare la partita, quello di rossoblù, Vitto.
Per piglio, determinazione, attenzione e concentrazione decisamente sì. È un Cagliari che ha cercato di trovare sempre il pallino nel gioco, ha attaccato il pallone anche in fase difensiva con l'idea di attaccare immediatamente. Si vede che l'idea principale, l'idea esclusiva è quella di vincere. Deve continuare con questa idea, deve tentare di monopolizzare di più i palloni che capitano, di perderne qualcuno in meno sulla tre quarti e di riuscire ad arrivare più spesso al terminale offensivo. In particolare in questo caso il principale è Roberto Piccoli, anche se poi il modulo di gioco di Nicola ha studiato l'idea di poter smarcare spesso Viola, e non è a caso l'occasione principale l'ha avuta proprio Viola, un pallone pulitissimo che doveva depositare di testa in rete, che invece ha mandato al lato. È la solita carenza che riscontriamo nelle caratteristiche, non certo nello sviluppo del gioco, nelle caratteristiche dei singoli, che molto spesso non sono adatti a concludere quel tipo di azione, e questo oggi l'abbiamo visto più volte. Quando si è arrivati a Viola abbiamo o perso il pallone oppure non concluso a rete, e dobbiamo dire che i palloni arrivati però sono veramente tanti, e questo significa anche che il resto della squadra ha fatto quello che doveva. Ed è d'accordo con te anche il nostro ascoltatore che ci scrive al 340 5186036, vi ricordo il nostro WhatsApp per comunicare con noi in diretta. Ma quante volte ha perso palla Viola, ci scrive Maurizio. Male anche Palomino e Felici, Prati il migliore rossoblu, per lui dentro subito Zappa, Gaetano e Luvumbo. Vedi possibile questa soluzione? E sei d'accordo? No, intanto subito no, perché non vedo alcun movimento, quindi credo che la formazione rimanga la stessa per almeno 10 minuti, un quarto d'ora, e speriamo che siano 10 minuti senza Camomilla, perché questo poi è un po' il torto del Cagliari, quello di non riprendere con il ritmo con cui chiude il primo tempo. Non vedo scaldarsi i giocatori in modo particolare, vedo tutti giocherellare, a partire proprio da quelli che sono gli attaccanti. Non vedo ancora rientrato in campo, vediamo tra quelli che stanno scaldando, non vedo ancora Zappa. Sì, c'è anche lui, quindi ci sono un po' tutti. Coman non è ancora rientrato, ma sappiamo che Coman peraltro c'è anche lui, quindi praticamente ci sono un po' tutti i giocatori, quindi non mi pare di poter ipotizzare ora un cambio immediato. Mi pare che il tecnico voglia ancora puntare su Viola in questo avvio di ripresa, anche perché una volta che lo scegli ti devi prendere carico di questa responsabilità, la devi portare avanti fino alla fine, e chiaramente il tecnico questo lo fa perché è lui che l'ha scelto, non è che si candida da solo il calciatore. Assolutamente. Riguardo invece alla prova di Palomino e Felici, sei d'accordo che siano gli altri che sono un po' stati carenti in questi primi 45 minuti? Poco lucidi soprattutto, cioè in particolare Felici in zona d'attacco, cioè ha avuto un paio di occasioni e si è fatto un po' prendere anche lui dal desiderio della giocata più che dalla efficacia e dal legame di cui abbiamo parlato in introduzione. Continua a essere un giocatore che molte volte gioca per se stesso e per il suo risultato e non per quello che teoricamente dovrebbe essere il bene della squadra. Per Palomino soffre, chiaramente giocatori molto più veloci di lui, lo ha fatto soprattutto con Keita che gli subiva spesso, ma devo dire che è stato molto bravo Zortea in questo primo tempo a non lasciarlo mai solo e quindi a fare in modo che non ci fosse un uno contro uno puro che mettesse nei guai il giocatore cagliaritano. Mi hai anticipato perché proprio quello che ti volevo chiedere, secondo me uno dei migliori in campo nel primo tempo, oltre a Piccoli, è stato proprio Zortea. Come valuti la prova dell'esterno del Cagliari, che si è mosso molto bene sia nella fase difensiva che in fase offensiva? Sì, si è mosso molto bene, smanioso peraltro, cercava il pallone, l'ho cercato anche in altre occasioni, è il protagonista dell'azione che aveva portato Viola ad avere il pallone gol, perché è stato lui a confezionare l'assist baciato con la caramella dentro che Viola invece ha buttato via, non è riuscito a mettere a segno. Si muove molto bene nel settore destra, si sta muovendo molto bene con grande forza fisica, con grande dirompenza direi, quindi anche andando a cercare l'uno contro uno con Kyriakopoulos, un po' quello che abbiamo detto in introduzione quando abbiamo parlato di un Kyriakopoulos molto tecnico, ma di uno Zortea che se avesse attaccato con veemenza avrebbe messo in difficoltà l'avversario, e questo sta accadendo.
E invece per quanto riguarda Mina, di settimana in settimana ne abbiamo viste tante di prove in cui è andato effettivamente a disturbare gli avversari, soprattutto dal punto di vista emotivo. Oggi è sembrato più bersaglio che effettivamente carnefice. Valuti anche tu la prova del numero 26 comunque positiva, e è stato più che a fare delle provocazioni, è stato a subirle. Ma diciamo che le ha fatte e le ha subite, cioè ha trovato meno del solito, perché Balde non è stato a guardare, insomma Keita è stato al gioco, ha subito e ne ha dato. E devo dire che a differenza di quel che può sembrare, poi dopo l'ultimo fallo di Balde ai danni di Mina è andato comunque a dargli uno sculacciotto Keita a Mina, quasi a dire: questo è il gioco del calcio, e nel gioco del calcio ci stanno anche queste cose. Sì, anche perché in precedenza si erano un po' battibeccati, però si è visto anche un po' di distensione a seconda dei momenti. È un po' una sfida nella sfida quella tra l'attaccante del Monza e il difensore del Cagliari. Altro difensore che invece mi è apparso un po' in ansia a seconda del momento è stato Luperto. Ha rimediato quella munizione che non era probabilmente meritata, perché è andato a fare un pestone nei confronti dell'avversario, ma non c'era effettivamente azione pericolosa interrotta, visto che il giocatore aveva già passato il pallone, e poi si è trovato un po' in difficoltà, è stato un po' nervoso in questi primi 45 minuti. Sei d'accordo? L'ansia è venuta a venire a noi, perché dopo il cartellino giallo, nel momento in cui c'è stato prima il battibecco con Keita e poi quell'azione che tu hai descritto, effettivamente l'ansia è venuta a noi, perché non puoi certo permettersi di perdere un giocatore. Ecco, una delle cose che deve stare attento a gestire anche il tecnico in questo caso è proprio Luperto, anche perché ricordo che il Monza ha dei giocatori rapidi e non è escluso che Nesta vada a punzecchiare magari Luperto anche con giocatori che sono di un passo diverso. Vedi Caprari, uno dei giocatori che sta in panchina, che io temo di più. E vedremo quali saranno le scelte dell'allenatore avversario in questo primo tempo, e anche quelle di Nicola, se ce ne saranno già a partire dall'intervallo, se si andrà con le stesse formazioni ad affrontare la ripresa. Una partita comunque bloccata sullo 0-0 che entrambe le squadre hanno tentato in più di un'occasione di sbloccare. Caprile è sempre presente, è sempre puntuale quando è stato chiamato in causa anche oggi. Ma assolutamente una certezza, noi con il mercato abbiamo conquistato certamente la possibilità di subire almeno un gol in meno a partita, e un gol in meno a partita, se li applichi a tutti i risultati ottenuti, vogliono dire tanti punti. Purtroppo per adesso non abbiamo invece trovato l'attaccante in grado di fare un gol in più a partita, e questa è la differenza che serve, che manca e che dobbiamo assolutamente trovare per poter parlare di un Cagliari che viaggia un passo superiore alla zona bassa del torneo, al passo della salvezza, insomma. Abbiamo parlato in precedenza, quando c'era stato l'infortunio di Luvumbo dopo la convalescenza, del fatto che comunque fosse stato mandato in campo forse un po' troppo presto. Oggi invece ci sono 2 convalescenti, anzi 3 se mettiamo anche Zappa. Come pensi possa essere il loro utilizzo nel secondo tempo? Credi che ci sarà molta pazienza nel loro utilizzo, o pensi di vederli già in campo? Ma io spero che siano utilizzabili. Intanto partiamo già con qualche giocatore in meno rispetto al Monza in panchina. Se poi di quelli che abbiamo in panchina, considerato che hai 2 portieri, ne hai 3 a parziale uso, diventa veramente una panchina monca. Devi sempre valutare queste cose. È preferibile portare dei ragazzini da utilizzare piuttosto che avere degli infortunati. Non credo che siano infortunati, quindi credo che non abbiano i 90 minuti, ma li vedo anche giocherellare tranquillamente, anche con qualche scatto, anche con qualche passaggio lungo, quindi non credo assolutamente nel fatto che possano non essere utilizzabili, anzi probabilmente li vedremo in campo. E chi ci vedresti meglio nel secondo tempo? Ma certamente Zappa al posto di Palomino, una delle mosse che farei è certamente questa, passando magari a una difesa a 4 che possa spingere però con gli esterni. E poi io continuo a pensare che Marini lo utilizzerei anche in altro ruolo, ma da questo punto di vista Nicola non vuol sentire. Secondo me entreranno quelli che è preventivato debbano entrare, e cioè i soliti giocatori, un po' qualche attaccante, quindi Coman secondo me sì, e Luvumbo ancora di più, se Luvumbo è nella condizione. Credo che siano questi i giocatori d'attacco principali. Dovessi fare la cinquina, direi Zappa, Luvumbo, Pavoletti, Macumbu e Marin.
Ok, hai fatto il tentativo, il 5 pieno, vediamo un po' se lo prendiamo. 5 pieno. Quando si vince? C'è il jackpot anche per questo? No, non c'è niente purtroppo. Purtroppo non c'è il jackpot per azzeccare i cambi del nostro Nicola. Vedremo un po' se sarà stato corretto il nostro Vittorio Sanna, e tra pochissimo andremo a scoprire come le squadre affronteranno la seconda metà di gara. Come lo stadio? Non te l'ho chiesto prima della partita, c'è grande seguito oggi, la settimana di pausa con le nazionali ha riportato il pienone? Non ha portato il pienone, calpizia, molte calpizia, devo dire che per una volta ci sono dei settori addirittura dove prima della partita c'erano dei voti, probabilmente ha inciso anche qualche problema al traffico. Ora sembra un po' più pieno, ma non è del tutto pieno rispetto ad altri match, ci sono delle zone in cui qualche posto è rimasto, non è il tutto esaurito. E a livello di calore si sono fatti sentire i tifosi rossoblù? Sì, termosifoni accesi chiaramente per quanto riguarda il calore nel campo, che adesso riprenderà perché sta per iniziare il secondo tempo. Perfetto, allora ci sentiremo tra pochissimo con il nostro Vittorio Sanna, torneremo a vivere le emozioni dell'Unipol Domus per quanto riguarda la seconda metà di gara tra Cagliari e Monza in questo 30° turno. Intanto è iniziato un altro match in contemporanea, si gioca per i playoff championship della Jupiter League per andare a giocarsi il campionato tra Club Bruges e Anderlecht, quindi tra le più virtuose dell'intero tabellone. Si inizia da 3 minuti, risultato ancora fermo sullo 0-0. Utrecht Erenven invece ancora 1-0 quando ci troviamo 10 minuti all'interno del secondo tempo. Non ci dovrebbero essere stati cambi, quindi andiamo a rileggere velocemente le due formazioni che hanno iniziato la gara e che inizieranno quindi anche il secondo tempo. Il Cagliari disposto col 3-4-2-1, Caprile il portiere, Palomino, Mina e Luperto sono i difensori, Zortea, Adolfo, Prati e Augello compongono la linea di centrocampo, Viola e Felici trequartisti con Piccoli unica punta, anche se in realtà abbiamo visto Viola interpretare più un ruolo centrale vicino a Piccoli e Felici spostarsi particolarmente verso l'esterno, con Zortea che è andato a offendere ogni qualvolta ne ha avuto la possibilità. È un Cagliari che deve continuare a battere il ferro in questo secondo tempo. Il Monza invece a livello di formazione ha risposto con Turati come portiere, Pedro Pereira, Izzo e D'Ambrosio come difensori, centrocampo a 5 composto da Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpak Pro e Kyriakopoulos. L'attacco invece vede protagonisti Keita Balde e Dani Motta. È andato vicinissimo a creare un'azione pericolosissima il Cagliari qualche minuto fa, la sponda di Piccoli che sembrava essere stata intercettata la difesa del Monza, ma liscio clamoroso ha consentito comunque in un secondo momento a Felici di riuscire è riuscito ad arrivare sul pallone, ma sfortunatamente la sua produzione offensiva nella circostanza è stata bloccata dalla difesa ospite, che quindi è riuscito e poi in un secondo momento a allontanare il pericolo per quanto riguarda questo avvio di seconda metà di gara per Cagliari e Monza, che hanno iniziato subito con un piglio aggressivo. Diciamo non c'è stata quella fase di studio tipica dell'inizio dei tempi e siamo contenti così, visto quanto il Cagliari soffra proprio in questa circostanza d'orologio, ovvero all'inizio della seconda metà di gara in più di un'occasione si è fatto trovare impreparato. Oggi ci auguriamo non debba essere una di quelle giornate. Un Cagliari che quindi sta puntando a verticalizzare in modo rapido, così come nel primo tempo. Stessa impostazione è sembrata dalle prime battute, molto in attesa l'errore degli ospiti e grande velocità nella ripartenza da parte degli interpreti rossoblù, che si trovano davvero bene, dobbiamo dire, dal centrocampo in avanti. Soprattutto c'è una grande sinergia in questa squadra allestita da Nicola. Siamo pronti per immergerci nelle emozioni della Domus e andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 48 minuti e il Cagliari che tende ad attaccare con Prati che arriva prima di Castrovilli, il pallone si impenna, va alla caccia del pallone Viola, il colpo di testa di Izzo, viene invitato a rialzarsi, Piccoli che lotta, recupera il pallone, tenta di entrare, ancora Viola, tenta di liberarsi, Izzo da terra, Viola per Piccoli, passaggio che permette adesso ad Augello di poter andare al cross all'interno, il colpo di testa! Gol! Nicolas Viola
Viola, il debito che sta pagando, il pallone è passato al di là di Adopo ed è battuto sulla testa di Viola che stava già ricadendo e il pallone si è infilato in rete, malgrado il tentativo di Turati. Crosta a sinistra di Augello, pallone toccato da Adopo e Viola di testa lo ha messo nell'angolo dove Turati non è riuscito ad arrivare. Dunque Cagliari che sblocca la situazione. Come vedete il calcio è una brutta bestia, è difficilissimo da prevedere. Rivediamo il cross di Augello, è praticamente, a me la passa di Adopo che aveva colpito il pallone, invece il pallone è arrivato alla Viola dopo il tentativo di Adopo, mentre protestano i giocatori del Monza, non so per quale ragione, forse non c'è niente da protestare. Colpo di testa nitido, pallone in rete, nulla da fare, pallone che è arrivato scavalcando Adopo e altri due giocatori, con Viola che era il più basso alle spalle di tutti, ma che ha colpito il pallone di testa e lo ha messo a segno per il gol del vantaggio. Quindi dopo 49 minuti e 30 secondi il Cagliari in vantaggio con il suo attaccante che aveva sbagliato da attaccante tantissimi palloni nel corso del primo tempo, ma a quanto pare Viola in qualche modo, insistendo Nicola, è riuscito ad avere il gol. Attenzione alla replica del Monza col pallone portato da Dani Motta, il controllo di Keita a destra per Bianco, il cross all'interno, la palla messa fuori, arriva D'Ambrosio ancora dentro, il tentativo di tiro, la palla in calcio d'angolo, immediata la reazione da parte del Monza alla ricerca del pali, chiusura stavolta di Ieri Mina che manda in angolo per il Monza, con il Cagliari che si posiziona stavolta in zona di difesa, tutto pronto per spedire il pallone all'interno. Vediamo la finta da parte di Kyriakopoulos, la rincorsa e la battuta di Castrovilli, il colpo di testa a liberare, il pallone che ritorna nella zona di Castrovilli che va al duello con Viola, Castrovilli che lotta, fuori gioco però di Castrovilli, e quindi calcio di punizione per il Cagliari. 50 minuti, 55 secondi, Cagliari 1, Monza 0, stavolta la Camomilla è andato nello spogliatoio opposto, lì nello studio. E quindi il vantaggio di Nicolas Viola in apertura di ripresa per l'1-0 del Cagliari sul Monza. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo Cagliari Monza. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta Suon di Gol su Radio Super Sound, quindi 1-0 del Cagliari sul Monza. In avvio di secondo tempo la rete di Nicolas Viola, che anche in questa seconda parte di gara, nei minuti iniziali, riesce a avere un'occasione per andare a colpire di testa, ma stavolta lo fa benissimo, non a sfruttare il cross da sinistra di Augello, che ancora una volta mette dentro una pennellata bellissima per il colpo di testa del numero 10, che stacca anche dietro dopo e un altro componente della difesa monzese, va a incornare in maniera splendida sul secondo palo, dove Turati tocca solamente ma non riesce a respingere il tanto che basta per evitare che il pallone si infranga in rete. Quindi vantaggio del Cagliari 1-0 grazie al giocatore che aveva avuto più difficoltà nel corso del primo tempo, proprio l'interprete che aveva perso tanti palloni e si era dovuto far perdonare in qualche modo l'errore in avvio. L'ha fatto in modo splendido con il gol dell'1-0 in questa seconda metà di gara, quindi ottima la prestazione di Nicolas Viola. È altrettanto bello, dobbiamo dire, il cross di Augello, che è andato a pescare il numero 10 al centro dell'area in maniera splendida, con un cross morbido che è riuscito poi l'attaccante ormai rossoblu a insaccare. 2-0 invece dell'Utrecht in casa contro l'Heerenveen. Il secondo gol dei padroni di casa è arrivato a inizio ripresa al 58esimo con l'autogol di Hopland per quanto riguarda l'Heerenveen, quindi 2-0 il punteggio tra queste due compagini, mentre persiste la parità 0-0 tra Club Brugge e Anderlecht, l'altra partita in contemporanea di cui vi stiamo raccontando nel corso di questa puntata di A Suon di Gol. Abbiamo visto le partite tra tante squadre della giornata di sabato. Ci manca l'ultima, quella tra Lecce e Roma, con i giallorossi che sono riusciti a strappare i 3 punti sul campo dei salentini. 0-1 il punteggio finale. Roma che continua a vincere, continua a farlo per 0-1, tra l'altro è una costante, riesce anche in questa circostanza a portarsi a casa i 3 punti col minimo sforzo. Roma che aveva trovato il gol al 68esimo con Mancini, ma che era stato annullato per una posizione irregolare all'interno dell'azione. Il gol invece decisivo è arrivato al minuto 80, è stato siglato da Dovvig, che in modo splendido è andato a controllare un pallone in area, l'ha rigirato più volte per evitare che il diretto avversario potesse in qualche modo disturbarlo, e poi è andato a spedire la sfera in porta con un sinistro raso terra sul primo palo, che ha battuto Falcone e ha consegnato quindi i 3 punti alla squadra capitolina, che con questa vittoria continua a salire in classifica, continua a cambiare il volto di una stagione che era iniziata in modo pessimo, perché ricordiamocelo che nella prima parte del campionato la Roma era praticamente in zona retrocessione o giù di lì. In questo momento si trova addirittura al 6° posto in classifica, anche se devono giocare le altre concorrenti, a -3 dalla Juventus quinta, e quindi con addirittura la possibilità di giocarsi una chance di entrare o in Europa League o addirittura in Champions League, perché il Bologna, che ricopre la 4ª posizione in classifica valida per l'ingresso in Coppa dei Campioni, è al 56 lunghezze, quindi solo 4 punti sopra la Roma. Lecce che invece con questa sconfitta rimane a 25 punti, tutte perse le ultime partite per quanto riguarda i salentini, score di 5 sconfitte consecutive, e salvezza che quindi continua a essere rimandata e giocata di settimana in settimana. Ora l'Empoli, dopo l'ultimo pareggio, addirittura dista solo 2 lunghezze, 23 punti per l'Empoli, 25 per il Lecce. Questo era il recap per quanto riguarda i match che si sono già giocati all'interno di questo 30° turno del campionato di Serie A, che naturalmente non si ferma, non termina con il match del Cagliari, ma continua nella giornata di oggi, perché già alle 15 si torna a vedere qualcuno in campo. Si gioca Fiorentina-Atalanta, match che si prospetta spettacolare tra due compagini che in varie parti del campionato hanno dimostrato di avere i numeri per imbastire un calcio ottimo, e si stanno giocando tra l'altro delle posizioni nella parte più alta della classifica. L'Atalanta
è riuscita nelle ultime settimane a guadagnarsi dei punti importanti, anche se l'alternanza comunque rimane importante, visto che ha perso contro l'Inter 2-0 nello scorso turno, ha vinto 4-0 quello prima con la Juventus, ha pareggiato col Venezia 0-0, vinto con l'Empoli e perso poi in Coppa precedentemente. La Fiorentina invece in campionato nelle ultime 4 ha perso solamente con l'Empoli, è andato anche a giocarsi una vittoria importantissima anche dal punto di vista emotivo e di tifoseria contro la Juventus nella scorsa settimana per 3-0, vittoria che poi è stata determinante nella scelta della società bianconera di esonerare Thiago Motta, che dopo questo risultato è stato mandato via. Al suo posto è arrivato Tudor, che fino a questo momento, come abbiamo già detto in precedenza, ha centrato i 3 punti. Buona la prima, 1-1 per il nuovo allenatore della Juventus, che però con tutta probabilità arriverà giusto come traghettatore alla fine del torneo per cercare di arrivare all'obiettivo Champions con la squadra di cui ha a disposizione. Poi però per l'anno prossimo verrà scelto con tutta probabilità un nuovo progetto su cui investire. Vedremo quali saranno i futuri piani della società bianconere. I piani di Nicola invece, visto che in questi ultimi minuti sia stata un po' una partita bloccata, entrambe le squadre hanno tentato di attaccare ma senza grandi spunti. Nicola qualche minuto fa ha provato a cambiare un po' le carte in tavola, dentro Gaetano, che quindi interpreterà la sua partita, ma 2 cambi anche per il Monza. Fuori Castrovilli è il secondo, ve lo diciamo tra pochissimo. Bianco, se non vado, Birindelli, quindi fuori Castrovilli e Birindelli, e sono entrati all'interno del rettangolo di gioco. Uno è proprio Caprari, il giocatore di cui aveva parlato in precedenza Vittorio, e l'altro ve lo diremo tra pochissimo. Per il Cagliari invece è dentro Gaetano e Luvumbo, e a questo punto fuori Nicolas Viola, con certezza l'autore del gol che fino a questo momento sta decidendo la partita. Quindi esce il numero 10 del Cagliari per far spazio a Gaetano, e ci auguriamo che il numero 70 invece possa giocare una partita ottima sin da subito, anche con gli spazi che si andranno a creare con il Monza che cercherà di pareggiare. Vedremo come interpreterà la gara Gianluca Gaetano, dentro anche Zito Luvumbo, che quindi ritorna dopo l'infortunio al posto di Felici, e a questo punto Nicola l'ha imposta proprio per le ripartenze rapide, visto che sappiamo le qualità di Luvumbo e sappiamo che quando gli si lasciano dei metri di campo da attaccare, soprattutto in ripartenza, può essere un giocatore letale anche nel far perdere le staffe, far perdere la concentrazione ai difensori avversari. Insieme a Caprari nel Monza è entrato Ciurria, quindi 2 cambi molto rapidi per quanto riguarda Nesta, entrambi i giocatori dotati di un'ottima tecnica, di una rapidità nella scelta e nel tocco del pallone davvero lodevole. Vedremo come sarà la loro gara, con Nesta che quindi imposta tutto in zona offensiva, perché contemporaneamente ci sono Caprari, Keita e Dani Motta in campo per quanto riguarda gli ospiti. E vedremo come cambierà anche il volto del match dopo queste scelte da parte di entrambi i mister, tutte e due comunque dobbiamo dire votate all'attacco, votate a cercare di siglare la rete, uno per pareggiare e l'altro per allontanarsi dal punteggio, con il Cagliari che dovrà sfruttare soprattutto Zito Luvumbo, che sin da subito, sin dalla prima opportunità che ha avuto, è andato a far prendersi un fallo di benvenuto, così possiamo chiamarlo, da Pedro Pereira, che mani avanti in modo evidente ha spinto il numero 77 costringendo l'arbitro a decretare il calcio di punizione. Vedremo come sarà la gara di Luvumbo, è un po' l'uomo che aspettiamo per quanto riguarda questo match e soprattutto questo punto della partita, visto che con tutta probabilità andremo a vivere i prossimi minuti in cui gli ospiti penseranno molto meno alla costruzione responsabile, andranno invece a cercare di offendere con tutta la forza di cui posseggono, e il Cagliari dovrà essere bravo a tenere il colpo dal punto di vista difensivo e a riattaccare con la giusta importanza e la giusta voglia quando poi si andrà a offendere la squadra oggi ospite all'Unipol Domus. Chissà che non possa, come abbiamo detto, essere proprio Zito Luvumbo uno dei protagonisti del match, che si è acceso anche qualche giro di lancetta Orsona, andando a tentare il cross al centro ma non trovando nessun giocatore disponibile per la deviazione verso la porta. Noi siamo pronti a vivere le emozioni dell'Unipol Domus e andiamo a farlo come sempre con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. E
il Cagliari che attacca con Zortea che si libera, il passaggio, il pallone ribattuto, ma era già fuori la palla. Al momento del cross non era riuscito a tenerla in gioco Zortea, quindi rimessa al fondo per il Monza. Chiaramente con l'ingresso in campo di Gaetano e Luvumbo è cresciuto il potenziale offensivo del Cagliari, perché si parla di due giocatori che guardano la porta. Felici partiva molto largo, quindi molte volte non riusciva a giocare in questo modo. Gaetano è certamente non un giocatore che va in profondità, ma c'è Luvumbo che fa questo, e quindi è un giocatore che può andare alle spalle comunque dei giocatori del Cagliari per tentare di trovare la spinta giusta. 64esimo iniziato da 50 secondi, avevamo anche un altro minuto da recuperare, vediamo se questa è la frazione in cui ce lo prenderemo. Attenzione a Caprari che parte nel settore di sinistra nel duello con Palomino, ancora Caprari si ferma, serie di palleggi, ancora una volta Zortea straordinario, sta giocando benissimo sia la fase difensiva che la fase offensiva. Ora Izzo invece anticipa molto bene, Piccoli legge perfettamente l'azione, attenzione a Ciurria che mette sui piedi di Keita, chiude a dopo, il vero muro a dopo, ancora una volta, stavolta Piccoli ancora una volta va giù, non riuscendo a giocare il pallone, lo recupera Izzo, lo dà all'indietro dove c'è il controllo di Apro con il pallone che viene giocato dal Monza. Izzo nuovamente a destra, insiste la squadra ospite alla ricerca del pari dopo aver subito il gol del Cagliari, il pallone giocato ancora pericolosamente da Bianco, ma Piccoli non era in questo caso attento a capire quello che poteva passargli vicino. Pallone ancora giocato dal Monza, mentre Nicola invita, attenzione, Ciurria dentro l'area, Ciurria beccato da un lancio lungo, posizione giudicata regolare, attenzione al cross, Mina che chiude, mentre io stavo a guardare il duetto tra Piccoli e Nicola che chiedeva a Piccoli di guadagnare una posizione più avanzata. Il Cagliari non deve indietreggiare, parte il cross, il colpo di testa di Mira, la palla fuori aria verso Luvumbo che tenta di partire, gira Piccoli più alto che lungo, va ancora Luvumbo nel duello con Izzo, duello tra i due con fallo di Luvumbo e calcio di punizione in favore del Monza. Luvumbo che poi aveva allontanato la palla e con l'arbitro che va a dire forse qualcosa anche a Nicola. 65 minuti e 30, il tocco corto di Izzo per Bianco, il pallone che ritorna ancora a Izzo, momento di grande sforzo per il Monza e Cagliari che deve tentare di non abbassare il baricentro ma di ripartire con puntualità alla ricerca del pallone che potrebbe raddoppiare e quindi mettere maggiormente al sicuro la partita. Attenzione a Caprari, lo scambio stretto con Ciurria, anzi con, in questo caso mi pare Bianco, il pallone, no, Bianco adesso, passaggio a destra ancora per Ciurria, il controllo 84, la palla a destra per Pedro Pereira che rende ancora a Ciurria, da questi al centro per Apro, il pallone ancora giocato all'indietro con Apro che tenta ancora di trovare un vasco, il cross, il colpo di testa di Mina che mette in calcio d'angolo, la spinta del Monza col Cagliari che sta difendendo e adesso il calcio d'angolo per la squadra Brianzola che sta per essere battuto dal numero 10 Caprari. Si avvicina un altro giocatore, in questo caso è il 77 Kyriakopoulos, mentre Luvumbo viene invitato ad allontanarsi. Caprari è pronto alla battuta e Kyriakopoulos che dà il pallone all'indietro, il cross di Bianco, la palla che gira, il colpo di testa, attenzione per Keita, dopo che gli toglie il pallone, Keita che lo placca, cartellino giallo per Keita e calcio di punizione per il Cagliari, peccato, interrotto un possibile contropiede del Cagliari. Lì nello studio. E quindi Keita che rimedia il cartellino giallo in quest'ultima azione raccontata dal nostro Vittorio nella cronaca diretta di Cagliari Monza. Se ne stava andando ancora una volta dopo che sta svolgendo un'ottima partita sia in fase di interdizione che di ripartenza, ma un giocatore fondamentale che sta riuscendo a tenere il centrocampo insieme a Prati nonostante sia cambiato l'aiutante, diciamo così, di Adopo, l'altro interprete all'interno del centrocampo che dava una mano soprattutto dal punto di vista del gioco palla a terra. È stato interpretato Prati come sostituto ideale. Effettivamente oggi sta giocando molto bene sia dopo che Prati, con le rispettive responsabilità che stanno venendo smistate nella maniera corretta. Veniamo un po' di altre partite che si giocheranno tra oggi e domani per quanto riguarda il campionato di Serie A, per quanto riguarda il 30° turno di questo torneo. Abbiamo parlato di Fiorentina-Atalanta, ma alle 18 continua
lo spettacolo a Serie A con Inter Udinese, la capolista che va a trovare che ospita in casa i friulani che sono squadra molto pericolosa anche per le grandi, l'abbiamo visto in precedenza. La formazione bianconera in più di un'occasione è riuscita a portare a casa dei risultati importantissimi e in generale è una squadra solida che cede davvero in occasioni distillate e minuziose all'interno del torneo. Per ora è stata veramente costante nel suo rendimento e anche pericolosa quando c'è stata da attaccare, nonostante la grande fisicità di cui è dotata. Udinese che quindi riduce nelle ultime 5 partite da 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell'ultimo match contro il Verona tra le mura casalinghe. Invece l'Inter nelle ultime 5 ha trovato 4 vittorie, di cui 2 in Champions League e un pareggio in campionato contro il Napoli per 1-1, poi si è imposto proprio contro il Monza per 3-2, imposto per modo di dire, visto che il Monza ha dato il suo filo da torcere alla formazione lombarda. E infine settimana scorsa nell'altro match, nell'altro derby diciamo così di Lombardia, quello tra Atalanta e Inter, è riuscita la squadra milanese a trovare i 3 punti, 2-0 conquistato. Vedremo se anche in questa domenica per la formazione di Simone Inzaghi sarà tutto semplice nell'andare ad affrontare una compagine come l'Udinese o se si avranno altri problemi che vedremo all'interno della partita. Intanto continua il match tra Cagliari e Monza. Il Monza sta cercando di attaccare in modo più costante ma senza avere quella brillantezza fino a qua per riuscire a impensierire in maniera importante il portiere del Cagliari. Qualche minuto fa sembrerebbe essersi fermato anche Kyriakopoulos, che ha fatto un gesto alla panchina dopo uno scatto, e solitamente non sono mai gesti piacevoli questo, perché con tutta probabilità potrebbe essere o stanchezza e quindi magari un dolorino che inizia a sentirsi, oppure qualcosa di anche peggio, con Nesta che è parso davvero pensieroso all'interno della sua area tecnica con quello che sta accadendo all'interno del rettangolo di gioco. Cagliari che dopo aver trovato il gol del vantaggio non è riuscito a mantenere la stessa voglia, lo stesso pressing precedente. Con i cambi non c'è stata ancora quell'esplosività. Luvumbo solo in qualche occasione è riuscito a farsi vedere, Gaetano ancora un po' inesistente, ma chissà che non sia il tema della partita quello di essere un po' all'oscuro, comunque non performando al meglio, e poi riuscire a essere incisivo invece nelle azioni che contano. Ci stava per dar ragione proprio Zito Luvumbo, che qualche minuto fa ha tentato un tiro cross dopo l'1 contro 1 col diretto avversario e per poco non trovava un Eurogol sul primo palo. C'è voluto la manona di Turati, che si è accorto in tempo del possibile pericolo e ha messo in calcio d'angolo questo qualche minuto or sono, e vedremo quindi se il numero 77 riuscirà a rendersi pericoloso e quindi a trovare il gol del vantaggio nel gol del raddoppio nei prossimi minuti. Questo è quello che ci auguriamo per il giocatore entrato nel corso della ripresa al posto di uno spento Felici, e che sappiamo quanto possa incidere sui match grazie alla sua rapidità e abilità nel saltare il diretto avversario, come ha dimostrato in tante occasioni. La più grande, la più memorabile era quella semifinale di playoff contro il Parma, in cui il numero 77 era riuscito praticamente da solo a ribaltare la partita, che poi ha consentito al Cagliari di arrivare fino in finale, ritornare in Serie A. Lì c'era stata doppietta di Luvumbo e rigore procurato per la Padula davvero spettacolare per quanto riguarda Zito Luvumbo. Qualche giro di lancetto Orsono si è preso un fallo al limite dell'area, Luperto, che è riuscito a prendere quindi questa sanzione per quanto riguarda gli avversari, con Kyriakopoulos che è andato a dare un calcetto a livello della pancia al difensore cagliaritano e si è trovato anche in quell'occasione in zona offensiva. In ogni caso è riuscito a procurare una posizione da un'ottima mattonella, e vedremo come il Cagliari tenterà di sfruttarla, con quale interprete andrà a provare il tiro verso la porta, perché ci troviamo proprio al limite dell'area. Continuiamo a raccontare la giornata di Serie A, questo 30° turno che stiamo vivendo con la parità del Cagliari, ma che continuerà anche nel corso della domenica con gli altri match per quanto riguarda questo
questa 30ª giornata. A chiudere la domenica ci sarà il big match tra Napoli e Milan, quindi due formazioni di assoluto livello. Napoli sta ancora giocando le sue chance per andare a conquistare il campionato contro un Inter che per ora è riuscita ad avanzare di qualche punto, un Napoli che non sta riuscendo a mantenersi costante contro un Milan che invece è nel baratro più totale. E ha segnato il Cagliari, però ha segnato il Cagliari 2-0. Gianluca Gaetano, l'avevamo chiamato, l'avevamo detto, aspettiamo gli interpreti che si fanno vedere meno e poi riescono a essere decisivi nel momento che conta. Punizione perfetta di Gianluca Gaetano che trova quindi il gol del 2-0 e va in panchina a salutare prima Muzzi, a dedicare il gol a Muzzi e poi ad abbracciare Nicolas Viola, il suo compagno di reparto, e questo dice tanto sull'unione della squadra del Cagliari che in questo momento trova il gol del raddoppio. Punizione dal limite battuta con il destro dai Gaetano, forte sul palo lontano. Turati non ci ha fatto niente, ma brava anche la barriera allestita dal Cagliari a non far vedere partire il pallone per quanto riguarda l'estremo difensore avversario e a consentire quindi a Gaetano di trovare l'angolo giusto per andare sul 2-0, quindi per il Cagliari che raddoppia quando ci troviamo a poco più di un quarto d'ora dal termine. Lo fa con l'altro trequartista dopo il gol di Nicolas Viola. Il subentrato Gaetano va a siglare il gol del 2-0 e quindi il raddoppio per quanto riguarda la squadra rossoblu, che riesce a far fruttare al meglio l'ottima punizione conquistata da Luperto al limite dell'area e in questo modo raddoppia e si allontana dal Monza. Questo è quello che sta succedendo all'Unipol Domus, un Unipol Domus che sta sostenendo la squadra di Nicola, e dobbiamo dire grande entusiasmo per Gaetano che come avesse trovato il gol liberatorio per sbloccarlo un po' anche dal punto di vista mentale. Sicuramente una personalità come può essere quella di Muzzi può aver fatto tanto nelle scorse settimane per mantenere alta la concentrazione del giocatore numero 70 nonostante il periodo non troppo felice che ha vissuto. Scintille intanto si accendono tra Piccoli e un diretto avversario, addirittura anche con Piccoli che accusa l'avversario di averlo preso per il collo. Nel caso si tratta di Pedro Pereira. Non l'ha preso per il collo Nicola, l'ha preso per il collo Nicola, non l'ha preso per il collo Pedro Pereira. Successivamente è andato a lamentarsi Piccoli, ma era stato proprio l'allenatore del Cagliari a prendere da parte il suo giocatore, a evitare che si succedesse qualcosa di peggio, e quindi anche con sanzioni più elevate è arrivato il giallo per quanto riguarda Roberto Piccoli, che un minuto più tardi è stato anche sostituito nelle ultime scelte di Nicola. Fuori sia Piccoli che Prati e dentro Pavoletti. A questo punto Macumbu, non Marin, quindi errata da questo punto di vista la lettura, ma solo di uno effettivamente per quanto riguarda il nostro Vittorio Sanna. Quindi dentro Macumbu e Pavoletti per l'ultimo quarto d'ora più recupero per quanto riguarda il Cagliari. Fuori un Piccoli nervosissimo che era anche rimediato la munizione qualche minuto, un minuto prima di essere sostituito per una situazione con Pedro Pereira, ma molto bravo nella circostanza Nicola, che l'ha guardato con gli occhi davvero della rabbia più pura nel dire non sprecare l'ottima partita che hai fatto, non sprecare ciò che abbiamo costruito per una sciocchezza del genere. È riuscito a allontanarlo senza mezze misure, con le mani al collo, ma fortunatamente l'obiettivo del mister di non far espellere soprattutto il suo giocatore è andato a buon fine, che ha rimediato solamente un cartellino giallo e successivamente anche stato sostituito, onde evitare che questo nervosismo possa ripresentarsi con il passare dei minuti. Questa è la situazione che si va a profilare all'interno del match del Cagliari, in una partita che in questo momento sta venendo condotta alla squadra rossoblu per 2-0, ma bisogna tenere altissima la concentrazione nei minuti che mancano, perché il Monza farà di tutto per rimettere in piedi la gara con la forza e la disperazione, vista la posizione di classifica non felice in cui si trova la squadra brianzola. Dobbiamo dire comunque 2 gol, 2 perle da parte di entrambi, perché il colpo di testa di Viola è stato ottimo sull'ultimo cross di Augello,
Sorgello ed è andato a trovare l'angolo, rendendo impossibile la parata a Turati. È successa la stessa cosa sulla punizione di Gaetano, molto bravo a cercare il secondo palo con il destro, a calciare in modo potente e a beffare l'estremo difensore avversario, consegnando quindi al Cagliari la rete del 2-0. Noi siamo pronti per andare a vivere le emozioni dello stadio e andiamo come sempre a farlo attraverso la voce del nostro Vittorio Sanna. C'è sotto il vento che stoppa il pallone, lo recupera il Monza, attenzione, incursione di D'Ambrosio dentro l'area, si allarga a sinistra il cross con la battuta di Palomino che manda in calcio d'angolo. Vento improvviso che ha visto frenare il pallone, soffia alle spalle del Monza all'improvviso. Sono le giornate cagliaritane di questo periodo in cui ci sono 3 stagioni in 24 ore. È pronto per la battuta dalla destra del portiere, in questo caso l'11 del Monza, con il pallone che viene mandato dentro l'area, lo alza Campanile Zortea, dall'altra parte arriva Vignato, stoppa il pallone, punta su Augello, effettua il cross, il colpo di testa di Mina che allontana ancora verso Augello, colpisce Vignato, va dopo, stoppa il pallone, lo protegge, poi lo smista su Zortea che può partire, Zortea che porta palla, si sposta sul settore di destra, pallone che viene controllato e poi ancora spinto in avanti a Zortea che accelera ancora, effettua il cross, il pallone viene portato via dal vento, non riesce a girare, si perde direttamente sulla curva nord. E quindi 79 minuti, 2-0 il Cagliari che ha giocato i suoi 2 trequartisti e dobbiamo dire che nella percentuale al tiro ha vinto, sta vincendo nettamente in questo caso il Gaetano, perché Viola effettivamente ha realizzato un gran gol importantissimo che ha sbloccato la situazione, ma ne ha avuto anche veramente tanti da giocare. Pallone ancora portato avanti dal Monza, il passaggio di Izzo nella zona in cui agisce in questo caso l'attaccante del Monza Dani Motta che viene ancora a giocare il pallone qui nella linea di centrocampo, il passaggio poi all'indietro per Pro che poi imposta dando verso sinistra, dentro il passaggio per l'inserimento di Ganvulà, il tentativo di tiro con la chiusura di Mina che manda in calcio d'angolo, grande accelerazione di Ganvulà che mostra una grande potenza fisica, ma d'altronde basterebbe vedere la sua struttura per capire che non è da meno di Yerry Mina come struttura fisica. Ganvulà è pronto per l'angolo, ancora il Monza che insiste alla ricerca di un gol che riaprirebbe il match, parte il cross, il colpo di testa liberale di Pavoletti alla caccia del pallone Luvumbo, va giù l'avversario, l'arbitro fischia il calcio di punizione e poi fa ripetere con i giocatori del Monza che si lamentano per questa battuta veloce che non era stata consentita, anche perché è rimasto a terra Ciurria, il giocatore che si è scontrato con Luvumbo. Ritorna il pallone nel luogo in cui è avvenuto il contatto, non convinto della cosa in questo caso il giocatore del Cagliari, mentre viene chiamato forse l'ultimo cambio nel Monza ed è Andrea Petagna che si sta svestendo per entrare in campo e giocare questi ultimi minuti. Petagna che darà peso all'attacco insieme a Ganvulà, il tutto per tutto, insomma, sta tentando in questo caso il tecnico Nesta per tentare di riaprire la partita. Parte la punizione, il pallone all'interno, ribatte corto Pavoletti, allontana poi Palomino, stoppa Gaetano, attaccato alle spalle da Ciurria, c'è il fallo, il calcio di punizione. Vento che improvvisamente sembra incidere sul campo perché sta gonfiando la porta di Caprile, quindi sta soffiando proprio alle spalle dei giocatori del Monza, andando a rallentare un po' le azioni del Cagliari in ripartenza, soprattutto quando il pallone si alza. Ed eccolo Andrea Petagna che sta per prendere posto all'interno del campo, vediamo chi uscirà, probabilmente Dani Motta suppongo, oppure uno come, eccolo, vediamo un po', esce il 47 Dani Motta, quindi entra Petagna ed esce Dani Motta punta per punta, ma in questo caso un'altra punta pesante che darà del filo alla torcia ai 3 centrali del Cagliari, anche se poi a questo punto io metterei dentro Zappa per avere un uomo in più sulla destra, bisogna capire al posto di chi, no, forse alla fine si può rimanere anche così. Rilancio lungo con la palla che viene giruta lunga, il colpo di testa di Zortea preso per la maglia e poi rimasto a terra, alza Campanile Caprile mandando fuori, mentre Zortea è rimasto dolorante sul campo e vanno a sincerarsi diversi componenti della squadra del Cagliari per verificare di che cosa si tratta. 82 minuti e mezzo, 7 e mezzo alla fine più recupero,
2-0 del Cagliari sul Monza lì nello studio. Noi andiamo in pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte a Suon di Gol. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound per vivere quest'ultima parte di match tra Cagliari e Monza. Stiamo arrivando verso le battute finali, meno di 10 minuti al termine tra le due compagini. Vi ricordiamo il punteggio con il Cagliari in vantaggio per 2-0, tutti e due arrivate nel secondo tempo. Prima il vantaggio di Nicolas Viola che con il colpo di testa al centro dell'area su assist di Augello è riuscito a sbloccare il match andando a superare Turati, e poi successivamente la punizione battuta in porta da Gianluca Gaetano, subentrato proprio al numero 10 Nicolas Viola, che è terminata in porta, concedendo quindi ai rossoblù la rete del 2-0. Manca ancora poco più di 5 minuti, ma bisogna stare completamente allerta contro un Monza che non ha nessuna intenzione di fermare la propria avanzata per cercare di riaprire la partita. Di conseguenza massimo focus anche in questi minuti finali. Noi andiamo a vedere le ultime partite di cui possiamo raccontarvi per questo 30° turno, che si giocheranno nella giornata di domani lunedì. Si inizia alle 18:30 con il match tra Verona e Parma, un'altra partita fondamentale per quanto riguarda la salvezza, perché il Verona si trova a 29 punti conquistati fino a qui, mentre il Parma ne ha conquistato solamente 25 e si trova insieme al Lecce nella posizione più vicina per essere insidiata dall'Empoli e quindi essere ricatapultata all'interno della zona retrocessione con la fine del campionato. Quindi Parma che necessita assolutamente di punti salvezza, Verona che invece che forse si potrebbe anche accontentare di non perdere, anche se 3 punti contro un'avversaria diretta come possono essere i gialloblu crociati contro i gialloblu veneti potrebbe davvero essere un'occasione ghiottissima per quanto riguarda il Verona di trovare dei punti importanti per far sì che la salvezza non sia troppo distante, per far sì che l'obiettivo possa essere raggiunto con maggior tranquillità. Vedremo come si evolverà il resto del torneo, ma sicuramente domani lunedì si giocherà una partita fondamentale per il proseguo del campionato sia di Verona che di Parma. E infine l'ultimo match per quanto riguarda il 30° turno si giocherà sempre lunedì, però alle 20:45 sarà il piatto principale, una sfida tra due compagini che stanno esprimendo un buon calcio all'interno del campionato. Lazio-Torino è l'incontro che si andrà a vivere lunedì sera. La Lazio
non si sta trovando in un momento troppo esaltante dopo aver avuto un filotto di partite importanti in cui è riuscito a giocare e a ottenere risultati davvero chiave. Non si sta confermando in questi ultimi turni, 3 settimane senza vittorie, una sconfitta e 2 pareggi, mentre il Torino, seppur andando un po' altalenante, riesce sempre a portare il suo calcio, mentre non è riuscito a trovare il 3-0 il Cagliari in maniera incredibile, l'occasione che si sono mangiati Gaetano prima e Pavoletti poi, perché era stato bravissimo a dopo, probabilmente il migliore in campo a questo punto, visto quello che sta dando anche in questa parte finale. Era stato bravissimo a dopo a servire al centro dell'area il suo compagno Gaetano, che è arrivato a tu per tu con Turati, ha provato a batterlo con un sinistro rasoterra verso la porta, ma l'opposizione del portiere è stata decisiva e sulla successiva respinta Pavoletti, senza guardare, ha provato a girare in porta, non riuscendo a inquadrare lo specchio e di conseguenza andando a infrangere l'ottima occasione che si era creata. Successivamente pericolo per il Cagliari nella ripartenza, non si ferma mai questa partita, se n'è andato anche all'uscita di Caprile il giocatore del Monza, che è entrato nel corso del secondo tempo. Adesso andiamo a vedere effettivamente chi è riuscito a superare Caprile, ma fortunatamente la buona guardia di Mina non gli ha permesso di riuscire ad arrivare al tiro in maniera nitida e di conseguenza l'azione si è spenta con il Cagliari, che è riuscito a mandare lontano il pericolo. Ma è un Monza che con queste ultime azioni che si stanno giocando, con questa ultima spinta che sta riuscendo a mettere in pratica, sta spaventando e non poco la retroguardia rossoblu. Ci ha provato anche Caprari qualche minuto or sono, tiro da fuori area molto potente ma fortunatamente altrettanto centrale. Caprile con un parata bassa con il piede ha alzato la traiettoria in calcio d'angolo, evitando altri guai, ma davvero squadra ospite che in questi minuti conclusivi si sta portando in avanti con grande pericolosità. Sulla precedente azione di cui abbiamo parlato, sul precedente pericolo, c'è stato la lamentela di Caprile nei confronti di Macumbu, perché probabilmente proprio in quella circostanza era stato il neoentrato cagliaritano a far sì che si lasciasse il buco necessario all'azione offensiva del Monza. Questo è un po' il resoconto degli ultimi 2 minuti pazzi di questo Cagliari Monza. Ci prepariamo per entrare all'interno del recupero, andiamo a farcelo raccontare come sempre tramite la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 4 minuti di recupero con Pavoletti che spizzica il pallone, uno di quelli che hanno sbagliato il gol. Parte Gaetano nel settore sinistro, va a chiudere sull'Iraq, a Pro e manda il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. Angolo per il Cagliari quando ormai siamo al 3 minuti e mezzo dalla fine, 2 gol di vantaggio e Zortea che sta per battere, mentre è entrato in campo Zappa. 4 su 5 ne ho beccato dei potenziali cambi. È entrato Zappa con Zortea che si è spostato a sinistra, è uscito Augello, parte il cross di Gaetano, il colpo di testa di Pavoletti, la traversa colta da Pavoletti col pallone che si è adagiato nella parte alta del legno e poi finito sul fondo. Vicino al 3-0 il Cagliari, riparte ancora il Monza col pallone a sinistra nella zona di Ciurria che tiene il possesso della palla, lo dà all'indietro per impostare da lontano con Luvumbo che si mantiene alto in quel territorio. Pallone portato avanti da Izzo in verticale per lo scatto, in questo caso tentato e riuscito da parte di Pedro Pereira. Il passaggio per Vignato nel duello con Zortea, il primo duello tra i due, con Vignato che da dentro, attenzione 1-2, Luperto che allontana, Izzo di testa che ripropone, Zortea di testa che ripropone a sua volta, la sponda di Pavoletti e il lancio su Luvumbo che vola, Luvumbo al sinistro, gol! Zito! Luvumbo per il 3-0 del Cagliari, contropiede perfetto con il lancio in profondità e Luvumbo che è volato via e con grande freddezza si è presentato davanti al portiere, ha mirato l'angolo lontano e ha schiantato il pallone, schiantando anche il Monza che a questo punto nulla può di fronte al 3-0 di Zito Luvumbo. 93esimo iniziato in questo momento il gol di Luvumbo, è arrivato al 92esimo il festeggio a Luvumbo, anche l'arrivo del bambino non l'aveva fatto ancora
in precedenza ne abbiamo parlato dello stato di flow che si raggiunge quando una persona è serena, ed ecco che Luvumbo, non Luperto, ma non c'è, magari c'è ancora tempo, è andato a festeggiare questo gol proprio dedicandolo al proprio figlio. E siamo quindi al 93esimo minuto col Cagliari che ha messo al sicuro il risultato con il contropiede perfetto realizzato da Zito Luvumbo, e siamo a mettere in camera 3 punti di fondamentale importanza. Il Cagliari quest'oggi ha giocato di squadra e ha giocato con l'idea di dover vincere e basta. Nel frattempo tenta un tiraccio a lontano, in questo caso si trattava di Bianco che pretende un po' troppo da sé, pallone lontano dai pali di Caprile. È iniziato il 94esimo minuto sul 3-0, un Cagliari che ha portato avanti tantissimi palloni nel corso di questa gara, non ha speculato sulle poche azioni, ha cercato costantemente di trovare la profondità, è andato a portare il pallone spesso nella tre quarti avversaria, e alla fine ha ottenuto 3 gol in una partita dove i gol non sono certo mancati, potevano essere anche di più e forse saranno ancora di più. L'attacco di Pavoletti, entra in area Pavoletti, viene anticipato al momento del tiro col pallone che finisce all'indietro e viene recuperato. 94esimo che non è ancora concluso, riparte a sinistra Ciurria, porta avanti il pallone nel settore di sinistra, lo attende a dopo, protagonista di una grandissima partita, e poi il pallone giocato ancora verso il centro, non si arrende neanche dopo il 3-0, l'arbitro non fa proseguire, finisce così. Il Cagliari batte il Monza 3-0, sale in classifica in modo vertiginoso rispetto alle ultime posizioni perché raggiunge quota 29. L'Empoli adesso è a 6 punti di distanza alla vigilia dello scontro diretto, vuol dire tantissimo. Con questi occhi della tigre, col desiderio di essere leone e non gazzella, il Cagliari deve andare a Empoli a cercare la vittoria, a cercare una vittoria che metterebbe a tacere qualsiasi tipo di problematica, perché con 32 punti rispetto ai 23 a cui rimarrebbero le squadre che stanno nell'ultimo posto sono veramente un patrimonio inestimabile che già ad aprile, in concomitanza quasi con quella che è la data più vicina al scudetto del Cagliari, perché aprile è il mese dei verdetti, molto spesso la squadra rossoblu potrebbe andare a scatolare, a mettere insieme quelli che sono i punti che servono per la conferma nella massima serie, per poi divertirsi nelle restanti partite, perché a quel punto veramente ci sarà da mettere dentro solamente tentativo di accumulare vantaggio e magari andare a inseguire qualche record, cosa che i tifosi meritano, cosa che i tifosi vogliono, un Cagliari un po' più su, come direbbe Renato Zero. 3-0 con i gol di Viola, Gaetano e Luvumbo, insomma oggi possiamo dire che tutti quelli che sono i giocatori che molto spesso hanno lasciato solo il Roberto Piccoli nel non realizzare gol, invece hanno detto presente e hanno permesso al Cagliari di ottenere quel risultato che serviva, quel risultato che tutti aspettavano. E quindi grande vittoria per il Cagliari che si impone 3-0 sul Monza. Salutiamo anche il nostro Gabriel Matta da Torino che ci ha scritto grande Viola, forza Casteddu qualche minuto or sono, quindi ottima vittoria per il Cagliari che con questi 3 punti sale in classifica. Prossimo appuntamento, come già detto, quello in trasferta di Empoli, bisogna andare a cercare una vittoria, ma almeno in questo weekend possiamo ritenerci soddisfatti, diciamo che anche i tifosi possono godersi questa domenica con un risultato che sfortunatamente non vediamo spesso. E niente, decidiamo appuntamento direttamente a domenica prossima, Vitto. A domenica, buona domenica a tutti, quel che è rimasto, tutti a pranzo, visto il ritardo, e mangiamo bene come ha mangiato il Cagliari. Esatto, buon appetito a tutti, io sono Andrea Sanna, vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domenica prossima alle 3 per il match tra Empoli e Cagliari, qui su Radio Super Sound, qui su A Suon di Gol, nella radio che l'accendi, ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sono i dettagli che ci